sotto la luna le ombre si allungano, le mani che crearono mai si confondono, storie incise su volti di pietra, la memoria vive, mai più sarà dietro, giganti alti, scolpiti dal destino, custodi silenti del nostro cammino, il bimbo li guarda con cuore sincero, l'anima candida e spirito fiero. Non sono solo statue, sono anime antiche, parlano di lotte, di vite eroiche. Il bimbo si alza, la storia racconta, con occhi che brillano, la voce è pronta. Tra le colline di pietra e di mare dormono giganti, storie da svelare. Occhi di granito, sguardi senza tempo, un passato che chiama, un eco nel vento. Giganti aralti, scolpiti dal destino, custodi silenti del nostro cammino. Un bimbo li guarda con cuore sincero, anima candida e spirito fiero. Monte Brama parla, ma senza voce, racconta la Sardegna, una terra feroce. Il bimbo ascolta, traduce il passato, per chi vuole sapere, per chi non ha scordato. E sotto la luna le ombre si allungano, le mani che crearono mai si confondono, storie incise su volti di pietra, la memoria vive, mai più sarà dietro. Giganti alti, scolpiti dal destino, custodi silenti del nostro cammino. Un Signore e signori, vi preghiamo di prendere posto, stiamo iniziando. cuore sincero, l'anima candida e spirito fiero. Sono un'anime dite, andano giolotti, ti che notti, e mi fai salsa, spoda de puti, con pochi ti terano, no c'è tanto. Sono solo stato, sono me ne intento, hanno un mo' di rampe di chi da vita, gente non sa, ci affet conto, non voto per pena, no, ma faccia pronta.
son solo anime antiche, parlano di lotte, di vite eroiche. Il bimbo si alza, la storia racconta, con occhi che brillano, la voce pronta. Pietre antiche sotto il cielo blu, silenzio eterno custodito qua giù. Giganti fermi a sfidare il tempo, raccontano storie che il vento ha spento. Occhi vuoti e sguardi lontani, mani scolpite da giorni lontani, sentinelle mute in un mare di sabbia, ricordi di gloria che il passato afferra. Giganti di pietra, siete la voce di un'isola antica che non si conosce, guardiani del tempo tra mito e realtà. Monte Prama non vi dimenticherà. Corpi spezzati ma spirito intero, un popolo antico il vostro mistero, nascosti nel cuore di questa terra dove storia e leggenda fanno guerra. Chi vi ha creato in un'era lontana, dato alle pietre un'anima umana, siete la memoria di un mondo perduto, il vostro silenzio non sarà mai muto. Giganti di pietra, siete la voce di un'isola antica che non si conosce, guardiani del tempo tra mito e realtà. Monte Prama non vi dimenticherà. Signore e signori, vi preghiamo di prendere posto. Stiamo iniziando. Tra le colline di pietra e di mare dormono giganti, storie da svelare.
saita Deu kai lintendo fina mentra Prosaru Su sono su en tu agli scortare se una oga interi sospisos daus en tu in so sentido son dai tanno che teris che teris tu hai prendato no sai bella ma io che ne anneo tu hai che mariposa coro meu tu hai carica lana ed è natura bell'imbre si spanta saiana pensas Deus Sunus che sarmita Samano doa che me che le ha su dolu Che un'eschientità Insomma anzano fritto Noi tolu Noi tolu Tili carta mamma tua estin carta papudu ermorinde tili carta baetinde tili carta mamma tua estin carta papudu ermorinde tili carta ba tu hai prendato no sai bella maio che ne anneo tu hai che mariposa Sarmita alleare se un buono amparo sammente saita Deu gai l'intendo fina mentra prosaru prosaru Tili carta mamma tua papudu ermorinde tili carta baetinde tili carta mamma tua estin carta papudu ermorinde tili carta baetinde tili carta mamma tua estin carta papudu ermorinde tili carta baetinde tili carta mamma tua estin carta papudu ermorinde tili carta bae Grazie. Grazie Angelica Perra che ritorna al Festival dell'Archeologia, Gianluca Pischedda, grazie. Massimo Satta. Ci ritroviamo a metà, tra un pochino con la musica e noi questa sera ci salutiamo. I saluti sono sempre un po' un momento dei resoconti, ma lasciano sempre un pochino di amarezza. Io vi saluterò stasera, ma anche quest'anno è stato un viaggio prezioso perché
ognuno e ognuna di voi, ognuno e ognuna di coloro che è stato su questo palcoscenico mi ha regalato qualcosa della sua ricerca, della sua vita, della passione, di tutto il lavoro che poi ha raccontato a voi pubblico e anche naturalmente a me. Quindi questo viaggio sono felice che si concluda stasera con un racconto che si dedica alle mostre che vogliono raccontare le intraprese della Fondazione Monteprama. Ma per iniziare però vogliamo aprire in un modo diverso, perché in queste giornate abbiamo parlato di valorizzazione, di tutela, di divulgazione, e credo che le persone più giuste per parlarne siano le nostre due ospiti, in compagnia del presidente della Fondazione Anthony Muroni, che viene con Elena Anna Boldetti, soprintendente SABAP per l'area metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, e Monica Stocchino, soprintendente per le province di Sassari e Nuoro. Benvenuta Elena, prego, accomodati. Monica ci ha ripensato. Mi ha lasciata da sola. Cosa hai dimenticato, Monica? Occhiali. Gli occhialini. Questi sono i problemi di noi donne giovani. Diversamente. Bene, adesso facciamo un bel viaggio proprio con Monica, Elena Boldetti e con Anthony per raccontarvi alcune riflessioni che ci sembravano importanti proprio in apertura di questa giornata conclusiva. Non per non dar spazio alle nostre ospiti, ma volevo solo che Anthony in qualche modo, anche insomma con un suo saluto, però si ricollegasse, Anthony, ai discorsi che abbiamo fatto in questi giorni, perché abbiamo parlato spesso di valorizzazione e anche di quanto il vostro lavoro sia legato al lavoro che deve essere fatto in sinergia, per esempio con le soprintendenze. Quindi c'è una collaborazione costante che non avrebbe permesso comunque i successi e anche le mete che avete raggiunto. Quindi è anche importante capire poi nello specifico che lavoro si sta facendo, e lo faremo anche con i nostri ospiti. Grazie Ambra, grazie a voi tutti, grazie alle nostre ospiti. E io voglio anzitutto dire che mi sento riconciliato, perché veramente in un clima di grande bellezza la voce e la musica di Angelica, del suo ensemble, e poi le parole del grande poeta Paolo Pillonca non possono far altro che appunto riconciliarci con questo ambiente che oggi, insomma, con questo venticello forse ci esenta anche da qualche fastidio che abbiamo passato a quest'ora nelle altre sere. Voglio riprendere, per agganciarmi insomma alla tua domanda, un concetto che è venuto fuori molto bene ieri e che secondo me esprime molto bene il ruolo che il Ministero della Cultura con i suoi uffici sardi ha fatto nei nostri confronti, nei confronti di questo territorio in questi anni, e non solo, credo. Le due soprintendenze, la Direzione Regionale dei Musei, i Musei Nazionali di Cagliari, tutto questo ci sta aiutando in un progetto che forse non era dichiarato, non era voluto, ma che grazie alla comunità cabrarese si sta formando, e cioè quello di far diventare questo territorio e questa intrapresa quasi una comunità di destino, è stato detto ieri, e cioè una grande volontà di remare tutti dalla stessa parte, e lo percepiamo per quel che riguarda la presenza della comunità da un sacco di segnali. Al mese di aprile, quando abbiamo inaugurato la mostra sulle statue riunite, sulla statuaria di Monteprama riunita, abbiamo pensato insieme all'amministrazione comunale di dedicare 2 giornate esclusivamente ai cabraresi, e i cabraresi hanno risposto in una maniera per me inaspettata, perché tutti mi dicevano quando sono arrivato qua 5 anni fa, il 90% dei cabraresi non ha mai visto le statue, non ha mai visto Tarros, non gli interessa, e poi ho scoperto che invece così non era, probabilmente non erano veritieri neanche quei numeri, certamente oggi sono molto diversi, perché in quelle prime 2 giornate mi pare di ricordare che abbiamo avuto 1200 ingressi su quasi 9000 residenti che ha questo paese, dunque è stata una risposta davvero inaspettata e incredibile, ma ce l'abbiamo nelle attività che facciamo durante l'anno. Il venerdì al museo ci sono delle conferenze che sono condotte dalla nostra area scientifica, dal nostro direttore, che registrano sempre il pienone. Ce l'abbiamo nella collaborazione che le persone ci danno, penso alla cooperativa dei pescatori per quel che riguarda il progetto di prospezione dello stagno, penso
ai proprietari dei terreni in cui insiste il nuraghe di Cannevadosu, che immediatamente ci hanno concesso non solo l'accesso, la rinuncia al premio di rinvenimento, il diritto di passaggio e tutto il resto, senza discutere proprio, anzi ci hanno accolto dicendo finalmente. Questa diciamo che è la risposta più bella, che è la benzina più bella certamente, che arriva dalla comunità, arriva dall'istituzione, dall'amministrazione comunale tutta, arriva poi dalle istituzioni. Adesso arriviamo appunto a parlare del rapporto sinergico che abbiamo e che, come avete detto, come ha detto Ambra, è assolutamente essenziale. Io credo che anche nella dialettica, perché è normale che tra persone che ragionano, che hanno progetti, che hanno visioni, ci sia una dialettica. Ci sono doveri che sono diversi, la nostra visione a volte non tiene conto di quello che il codice dei beni culturali in maniera molto stringente prevede, e pur in questa rigidità abbiamo davvero, e qua è giusto darne testimonianza, nelle due diverse gestioni in questi 5 anni, 3 devo dire, ce n'è stata una precedente anche della nostra consigliera di amministrazione Patricia Olivo, prima di Monica Stocchino e prima ancora di Elena Boldetti, abbiamo sempre avuto la percezione che chi stava in quegli uffici stava trovando insieme a noi una soluzione, per soddisfare quello che la legge, il codice prevede, ma in maniera proattiva, in maniera che si potessero fare cose nuove, cose dal punto di vista infrastrutturale, ricerca comune. Io ricordo che nel 2022, quando abbiamo firmato l'accordo di programma che ha previsto tutta una serie di cose, i restauri, le ricerche, la comunicazione congiunta, in molti naturalmente hanno sorriso e hanno detto vabbè, il Ministero ha firmato ma come sempre non manterrà la parola. Da questo lo dico, quei cattivoni, i giornalisti che sono la razza peggiore che esiste su questa terra, e io dicevo ma no, può darsi che questa volta la mantengano, e devo dire che non solo l'hanno mantenuta ma hanno credo fatto anche di più. Al di là di questa cosa, chiudo subito, arrivo al punto che secondo me adesso è quello che ci deve guidare per il futuro nella copianificazione. È vero che la soprintendenza continua ad avere in mano il pallino della ricerca, so che ha già dei fondi abbastanza cospicui per il prossimo anno per continuare le ricerche a Monteprama, ha dei fondi per i nuovi restauri, ha fondi per pubblicare, per studiare, insomma non ha le persone per il momento, ma prima o poi la soprintendente riuscirà a farsi rimpinguare anche l'organico. Ecco, da questo punto di vista è importante proseguire, a mio avviso, sul sentiero che abbiamo tracciato, cioè capire cosa possiamo fare noi in aggiunta a quello che per i suoi doveri, per la sua visione e per la sua pianificazione la soprintendenza e non solo gli altri uffici del Ministero hanno in mente di fare in questo territorio e non solo. Noi ci proponiamo naturalmente di essere d'ausilio, di proseguire anche le attività di ricerca che abbiamo avviato. Ieri se ne è parlato molto, sia della prospezione dello stagno che della prosecuzione degli scavi a Cannevadosu. Abbiamo delle idee non secondarie, se ne è parlato anche di quello sull'ipogeo di San Salvatore. Crediamo di poter essere d'aiuto da questo punto di vista, così come la soprintendenza avrà un ruolo decisivo in questo caso in collaborazione con noi che abbiamo ottenuto il finanziamento per alcuni interventi straordinari a Tarros. La funzionaria della soprintendenza per questo territorio ha individuato delle priorità che noi volentieri insomma, metteremo a nostra volta all'ordine del giorno della programmazione delle risorse che abbiamo reperito. Insomma, io credo che da questo punto di vista la copianificazione, la coprogrammazione e anche il controllo congiunto rispetto all'avanzamento di questo tipo di lavori sia fin qui un percorso che ci ha guidato, che ci ha premiato e che deve proseguire al di là poi delle persone che interpretano o che interpreteranno in un futuro il nostro ruolo, perché poi siamo tutti pro tempore, però le istituzioni resteranno e devono essere messe in condizioni di camminare su binari che devono continuare ad assicurare appunto questo percorso fluido e questo percorso che aiuta ad arrivare ai risultati. Grazie Anthony. Hai in qualche modo
fatto anche delle domande alle nostre soprintendenti. Vi lascio riflettere se rispondere o meno al Presidente o se fare delle promesse, ma prima di questo, così vi lascio qualche minuto perché Anthony insomma ha aperto tutte le finestre del futuro. Con Monica mi ha proposto di raccontare, perché ne parlavamo al telefono e io le chiedevo ma da quando si parla di tutela? Perché noi oggi ci pregiamo di questo termine, vi conosciamo e come spiegheremo con Elena non vogliamo essere le soprintendenze del no, anzi. Ma da quando si può parlare di tutela e qual è stato, ma in brevissimo chiaramente, Monica, il percorso, sorridi subito sul brevissimo, questo percorso storico molto interessante delle prime, di quando in Nuce si cominciava ad esigere il rispetto del patrimonio. L'argomento è amplissimo, è estremamente complicato, ma dire al microfono. cerco di non trattarlo e anzi non lo tratto partendo da qui. Guarda Monica, guarda qui così non ti viene il torcicollo. Dillo al microfono. Mi sentite, sì? Ok. L'argomento è complicatissimo e in realtà io avevo pensato di parlare di questo argomento ragionando su uno degli aspetti che riguarda la tutela che noi esercitiamo come uffici del Ministero preposti al controllo sul territorio, che attiene principalmente all'attenzione che poniamo ai reperti mobili, tutti, no? Questo perché, devo dire, è un aspetto del lavoro della soprintendenza che è... però non va avanti, devo dire. Stai premendo forse? Quello in alto. Quello in alto. No, se premo quello in alto, siccome c'è scritto... Qualcuno... Ecco, arriva. Ok. Però Monica, mi avevi promesso che non eri No, legata ma infatti... alle slide, adesso non stai mantenendo la promessa. Che non saresti stata No, legata ma alle lo volevo slide. mandare avanti perché era inquietante quella pagina, no? Allora volevo mettere una pagina con almeno un'immagine fotografica, qualche cosa di simpatico, perché non volevo che vi, insomma, in qualche maniera preoccupasse già. Allora mettiamo almeno il ritratto, l'autoritratto di Raffaello Sanzio, dai, che insomma, perlomeno è un'immagine familiare che ci richiama a tante altre immagini di bellissima storia dell'arte italiana. Perché ho pensato di parlare di questo aspetto? Io ho fatto appunto per 3 anni e mezzo il soprintendente a Cagliari, no? E fare il soprintendente a Cagliari significa occuparsi tanto di territorio e di siti sul territorio, occuparsi tanto delle istituzioni che su questo patrimonio lavorano, che lavorano per la valorizzazione, occuparsi molto del tema della tutela del paesaggio, tantissimo. Da un anno più o meno di un anno, faccio la soprintendente di Sassari, occuparsi di questo territorio significa anche esercitare un controllo attento su dinamiche che sono spesso generate anche dalla scarsità di popolazione che invece riguarda il territorio delle 2 province del nord della Sardegna, ad esempio, sulla difficoltà di controllo diretto del territorio per la mancanza delle infrastrutture, ad esempio, e su un'abitudine anche che devo dire quella più che altro è diffusa in tutta la Sardegna, ne parlavamo con gli amici di Cabras anche prima che iniziasse la serata, che è quella di avere un rapporto un po', diciamo, non troppo lineare, no? E non troppo coerente col patrimonio e soprattutto col patrimonio mobile. Cioè nel nostro territorio, cioè in Sardegna, un'abitudine a guardare il patrimonio mobile come qualcosa che ha una funzione anche strumentale, qualcosa che può essere utilizzata, che può essere detenuta, che può gratificare alcuni aspetti del nostro interesse rispetto a questi oggetti antichi, per la ragione per la quale noi poi ci troviamo spesso a lavorare come soprintendenze con questo patrimonio che va disperso. In questi giorni è a Barumini, inaugurata lo scorso novembre, ma ancora presente, e poi verrà a Sassari il prossimo novembre. C'è una mostra abbastanza importante che ha fatta in collaborazione con il Nucleo Tutela dei Carabinieri, che si occupano appunto di patrimonio culturale, che mette in mostra tutta una serie di reperti che sono il risultato di sequestri, restituzioni, ritrovamenti in vari ambiti, in vari contesti,
di oggetti che sono stati detenuti da soggetti privati principalmente per una qualche ragione che è connessa con la loro diciamo, gratificazione di un qualche desiderio, di un qualche valore che loro intravedevano in quel bene, no? L'appropriazione di quel valore. E allora mi è venuto in mente che questo aspetto, questo lavoro importante che la soprintendenza fa, cioè di controllo della circolazione dei beni storico-artistici ed archeologici, è un lavoro che effettivamente è molto poco conosciuto, molto, molto sottovalutato. Eppure la Fondazione ben sa che anche recentemente, no? E anche tutte le volte che muove il patrimonio, no? Lo sanno le istituzioni che lavorano con noi, quindi come appunto la Fondazione, come museo, tutte le volte che il patrimonio si muove in realtà è soggetto a un controllo capillare attento e puntuale della soprintendenza, che autorizza, certifica, rilascia gli attestati di circolazione, no? Controlla il patrimonio, quello che è noto, quello che è censito, quello che è catalogato, ma tanto patrimonio è patrimonio che effettivamente è disperso, che ha perso in gran parte la funzione principale, che è quella di costituire documento di qualche cosa, è diventato in realtà oggetto d'antichità, oggetto d'arte, oggetto che ha il principale scopo di gratificare una qualche nostra velleità personale, diretta. Per cui avevo pensato di parlarvi di questo inizio del lavoro di tutela. Perché il lavoro della tutela arriviamo quindi a quello lì. che avevamo Sì, pensato? perché il lavoro della tutela inizia da lì. In realtà le istituzioni della tutela nascono proprio per il controllo di questo, diciamo, perché in vari contesti, e principalmente in Italia, lo Stato Pontificio emana le prime bolle importanti e le prime regolamentazioni importanti che servono e che sono finalizzate a preservare l'immenso patrimonio storico archeologico ma anche storico-artistico che la città di Roma deteneva, in generale tutto il centro Italia deteneva, ma principalmente la città di Roma. E in questo senso, se voi non lo vedete più, ma Raffaello Sanzio ha un ruolo particolarmente importante, già in precedenza effettivamente altri intendimenti si erano in qualche maniera in altri momenti storici, ma di pochi anni precedenti in realtà si era in qualche maniera ravvisata questa esigenza sentita diffusamente appunto dalla temperia culturale. Già con Petrarca, poi con la bolla che abbiamo analizzato Esatto. insieme del Pio Pontefice, II, esatto, di Pio di Pio II II Piccolomini. che è proprio il primo strumento legislativo. L'ho scritto di qua. È il primo Ecco, Monica, strumento tieni vicino il microfono. legislativo che in qualche maniera ha l'obiettivo appunto di controllare il patrimonio della città antica di Roma in funzione appunto del fatto che esso sia disponibile come patrimonio documentale della grandezza di Roma per le generazioni future. Però voglio andare abbastanza veloce in questo senso, perché sono quegli anni in cui effettivamente l'Italia in generale, ma sappiamo anche il Medio Oriente, poi insomma vengono di fatto depredati per la costituzione di quelle che sono anche poi diventano poi le più importanti collezioni storiche, artistiche, archeologiche europee. E sono numerosi gli atti normativi che precedono l'Unità d'Italia, che effettivamente sono in qualche maniera emanati da tutti gli Stati unitari proprio allo scopo di preservare principalmente il patrimonio mobile, perché l'attenzione è su questi reperti e sul gusto antiquario che si sta a diffondere, che si è già diffuso a partire dal 400 in Italia e che in qualche maniera tende a vedere appunto in questo patrimonio oggetti utili appunto a gratificare delle personali velleità. Quindi tutti questi strumenti si concentrano stranamente proprio sull'istituto, giustamente proprio sull'istituto dell'esportazione, ed è da qui che nasce la tutela. Cioè la tutela non nasce sul territorio, non nasce per preservare i siti, nasce perché non si sottraggano al patrimonio degli stati prioritari gli elementi che si ritenevano essere anche oggetti in grado di dare lustro, di dar conto della grandezza di questi evidentemente delle organizzazioni amministrative e politiche che li detenevano in qualche maniera. Ecco, ne approfitterei adesso invece per aprire, legandoci a quello che ci hai appena illustrato, chiederei ad Elena Anna Boldetti, questo lavoro di valorizzazione e di tutela che ha così lunga storia, oggi nel 2026 è importante comunicarlo.
quindi è importante che voi riusciate anche a cambiare un po' il modo di presentarvi alle persone, legandoci poi anche a ciò che ha anticipato proprio Anthony, e questa è una di quelle riflessioni che tu mi rivolgevi essere importante in questo momento. Sì, perché tutti gli strumenti a cui accennava Monica, gli strumenti che ci dà la legge per cercare di mettere una pezza a questo problema gigantesco, in realtà hanno bisogno di essere affiancati a un consenso. Noi abbiamo bisogno di non lavorare da soli, abbiamo bisogno di sentire tutte queste persone che ci sono qua oggi e tutti quelli che ci sono stati in questi altri giorni, che condividono con noi l'importanza di mantenere tutti questi beni preziosi e le informazioni collegate con questi beni a disposizione di tutti. Un bene che viene trafugato non solo ci sottrae il bene, ma ci sottrae tutte le informazioni che sono collegate a quel bene dalla sua giacitura. Quando il bene viene scavato con metodo scientifico, abbiamo tutta una serie di informazioni che sono collegate alla sua posizione, al rapporto con gli altri elementi, al rapporto col contesto. Queste informazioni sono fondamentali. In un bene trafugato queste informazioni sono perse, perché noi ci troviamo con l'anforetta e non sappiamo esattamente da dove viene e quali sono tutte le informazioni che ci avrebbe potuto dare. Quindi non solo ci si sottrae il bene, ma ci si sottrae un pezzo di storia. Allora, nelle comunità, specialmente quelle piccole, lo sanno tutti dove sono questi beni, ma ci dimentichiamo che sono beni di tutti. Se noi riusciamo a lavorare tutti quanti insieme e a capire l'importanza di questi beni, noi vediamo aumentare il numero di telefonate, di segnalazioni, di persone che in ufficio ci dicono: state attenti perché gli sta succedendo questo, state attenti perché gli sta succedendo quell'altro. E noi molte cose riusciamo a recuperarle con l'aiuto dei carabinieri, col lavoro dei nostri uffici, che comunque siamo pochi, siamo sgaruppati, ma ce la facciamo. Ci stai dando un'immagine, Elena, proprio un'immagine, cioè ci dispiace per te, insomma. No, non dispiacetevi, io dico sempre che faccio il lavoro più bello del mondo e molti colleghi sono d'accordo. È un po' faticoso, è un po' cercare di fermare il mare con le mani, però noi lo facciamo e i risultati spero che qualche volta si vedano. Molta parte di quello che facciamo non riusciamo a comunicarla perché siamo impegnati a farla, e quindi lo sforzo che io sto facendo e trovo un buon riscontro nei tutti i colleghi dell'ufficio è cercare di raccontare cosa facciamo. Gli costa un sacrificio perché sono impegnati a farlo, però dico sempre: scattiamo le fotografie, scrivetemi 2 righe, raccontiamolo sui social, facciamo vedere che non siamo quelli che dicono sempre di no, ma anzi siamo quelli che sono a fianco ai territori, che collaborano con i comuni quando c'è bisogno, che aiutano a redigere i progetti. Cioè, tutte queste cose noi le dobbiamo, non le vogliamo, le dobbiamo raccontare, perché abbiamo bisogno di essere capiti e di essere supportati. È un bel progetto, perché sai ambizioso. che è ambizioso, perché sai che devi scardinare un po' di tutto ciò, però insomma credo Ci che proviamo. bisogna sempre iniziare da qualche parte. Giusto per chiudere, visto che il Presidente ha detto... parlato di soldi. No, ma io adesso non volevo essere così pratica, ma c'è qualche... che progetti ci Abbiamo sono? fatto una lista proprio l'altro giorno, scadeva la richiesta dei fondi e noi abbiamo presentato una lista per qualche decina di milioni di euro di richieste, tenendoci bassi, e adesso aspettiamo di vedere che cosa arriva. Abbiamo già una pianificazione in atto che comprende molte delle cose che Anthony ha già raccontato, ma noi speriamo di riuscire a fare anche degli ulteriori passi avanti, perché siamo bravini a spendere. Ci stiamo riuscendo a fare le cose che volevamo fare in tempi anche abbastanza rapidi, e quindi più spendi più te ne danno, e allora noi spendiamo. Bene, questo mi sembra una buona prospettiva. Anthony, ti sta bene questo, sì. Monica, chiudiamo con te. Volevi giusto aggiungere qualcosa per chiudere questa nostra chiacchierata? Rispetto al tema della nostra programmazione. Sì. Noi Adesso abbiamo una programmazione analoga certamente alla loro, però volevo farvi vedere una cosa. Adesso Sì. ci torno a questa cosa qui. Perché ci torno? Scusate che l'ho spento. Ci volevo tornare ma l'ho spento. Sarà un segno del destino, Monica. No, sai perché ci torno? Un complotto Perché- di Ambra. No, perché vi Anche faccio io vedere devo- la cosa che
che non vi ho detto e che insomma mi sembrava ragionevole fare, e che ha accennato adesso poco fa Elena, che mi sembra abbastanza importante, che è estremamente importante in tutta questa ragionamento che attiene al controllo sul patrimonio mobile, è estremamente importante il rapporto con le comunità. Da questo rapporto con le comunità in realtà nascono occasioni per le quali si recupera e si riescono talvolta fortunosamente a ricucire i fili interrotti delle vicende che un bene ha avuto. In altri casi non si riesce purtroppo, no? E il bene, come diceva poco fa Elena, rimane mutilo del suo valore principale, che è quello documentale. In altri casi invece, proprio per il lavoro che si fa insieme alle comunità e quindi per il lavoro di tutela che deve essere una tutela diffusa, effettivamente si riesce a ricucire, a ritirare le fila. E vi ho portato un caso in cui questo è stato fatto. Questa è la croce di Mandas, l'avrete letto sui giornali, no? Questa che ho riportato qua è l'informativa della dottoressa Passeroni che scrive ai Carabinieri. Scrive ai Carabinieri sulla rete, esattamente sul sito della casa d'asta Sotheby's, c'è una croce che è una croce catalana, indicata come croce catalana del XV secolo, ma porta una dicitura molto particolare che rimanda certamente ad un contesto sardo ed è in vendita. Da qui inizia un'attività febbrile, devo dire, che si svolge in pochi giorni, perché la segnalazione è forse del 12 di novembre, no? E la vendita all'asta è del 17 di novembre. In pochi giorni, con l'aiuto di tanti, il sindaco di Mandas evidentemente, il parroco, la diocesi, la Fondazione di Sardegna, la soprintendenza che fa tutte le operazioni, i carabinieri del nucleo tutela, la croce in effetti viene sottratta all'asta e viene acquistata, utilizzando tutte le risorse disponibili e per l'attenzione costante rivolta alle comunità. Subito dopo vi porto questa la bellissima croce di Mandas, che adesso si può vedere essere tornata nella parrocchia che la custodiva, una croce astile, tra l'altro pregevolissima proprio per fattura. E questa è la notizia di stampa, questa è stata ridedicata. Quello che vi voglio far vedere è invece quando non si riesce a ricucire quel filo. Questa è una cosa, peraltro una scoperta recentissima, è un sequestro recentissimo, lo sequestro del 2025, è un vaso canopo, un osiride canopo, cioè non un vaso che conteneva degli organi, no? Ma un vaso processionale sostanzialmente. Qui vedete la collega Nadia Canu che conosciamo anche per ovviamente essere stata una collaboratrice della Fondazione, insieme ai Carabinieri del Nucleo Tutela sul Fondo e la nostra collega restauratrice Sofia Bertolini. Qua davanti vedete l'oggetto, no? Un oggetto che a prima vista sembrava un oggetto di poca rilevanza, un oggetto di marmo, non se ne capiva bene la natura, si tratta appunto di una statua di Isidre Canoppo, se priva della testa però. Qua la vedete senza, prima ancora dell'intervento di restauro. Adesso qua purtroppo questo era un bellissimo video che si ingrandiva, ma non fa niente. Dobbiamo chiudere, Monica. Sì. Adesso vi faccio vedere cos'era questa, cioè quella statua è quella cosa che porta il sacerdote qua a sinistra in mano, fa parte di un rito specifico, non ve la facciamo vedere. Questa è l'equivalente di quella statua, esattamente identica, sta ai Musei Vaticani, si sa da dove viene da Villa Adriana. Di quella statua sappiamo tutto, di questa qua non sappiamo niente. Veniva probabilmente da Porto Torres, da Turris Libisonis, probabilmente. La testa dove sta? Lì. Evidentemente chi l'ha trafugata non ha avuto modo di svolgere uno scavo stratigrafico per recuperare gli altri frammenti. Ma dove l'ha trafugata? Non si saprà mai, non sappiamo niente. Grazie Monica per questo spaccato, grazie ad Elena Boldetti. Anthony, tu rimani qui con me, grazie per il vostro lavoro, per la vostra presenza e per la collaborazione costante con la Fondazione Monteprama. E adesso qui con noi invece vorrei il sindaco di Cabras, Andrea Abis, quindi lo chiamiamo qua sul palcoscenico. Dov'è Andrea? Era qui, l'ho visto. Ah, eccoti. E poi vorrei qua vicino invece il direttore scientifico della Fondazione, Luca Cheri. Ma sì, facciamo un applauso un po' più convinto, un po' più... Ecco. Sindaco, prego. Si accomodi qui vicino.
Luca, benvenuto a casa tua, anche tu però. Allora, non vorrei ricollegarmi troppo al panel appena concluso, sindaco, però un po' potrei. Vabbè, il titolo di questo panel era La riunione del corpus statuario di Monteprama, come sapete. Però sì, dai, mi posso almeno ricollegare se non le dispiace, perché comunque questa riunione nella sua storia di sindaco ha comportato momenti difficili, dove si è scontrato anche con l'istituzione per raggiungere un obiettivo importante che poi adesso avete raggiunto e che avete insomma oramai festeggiato da qualche mese. Si può raccontare così un po' qualche aneddoto, un aneddoto, ecco, un sentimento che l'ha accompagnata? Buonasera, si tratta di una storia di eventi e anche di vicissitudini effettivamente che sono capitate in questi anni. C'era una questione sospesa ed era quella relativa non tanto agli investimenti che già erano partiti, ma quanto al fatto di avere una certa sicurezza che il patrimonio rientrasse. Ed era una sicurezza che non c'era ed era difficile effettivamente averla, per cui c'è stato un momento difficile, molto complicato, nel quale veniva richiesta, diciamo così, un'operazione di restauro di beni che stavano qui da anni, dal 2014, per una mirabile operazione che fu svolta in quegli anni, che aveva per esempio restaurato subito a piedi cantiere, cioè estrazione, si era portati qui al museo e erano state restaurate alcune sculture, con un esperimento che poi alla fine è stato ripetuto. Si è svolto in questo ultimo anno nella sala dedicata a questo, e non ci siamo trovati in quel momento storico, e per cui le sculture dovevano a tutti i costi rientrare a Cagliari. E lì c'è stato un episodio importante, perché c'è stato lo scontro effettivamente uno scontro forte, molto duro, in ordine al quale fondamentalmente non c'era la fiducia e la speranza che queste sculture rientrassero, né tantomeno che rientrassero le altre, quelle già esposte. Credo che sia stato un momento comunque salutare, perché è stato da lì che è partito poi un fiorire di oltre le intenzioni, per arrivare alla fine al contratto vero e proprio che si è sviluppato con la nascita di questa fondazione, che nel suo statuto contiene per esempio il fatto non irrilevante che il patrimonio sarebbe stato riunificato a Cabras. Quindi un grandissimo valore non solo simbolico ma soprattutto culturale, molto forte. E questa è stata una pietra miliare. E poi si arriva ai giorni nostri, l'operazione si è finalmente conclusa, è stata portata a termine e abbiamo l'intero complesso qui, a pochi metri, che Bellissimo. ci Oggi saluta. Finalmente sono riuscita anch'io a godermi questo spazio che accoglie provvisoriamente i Giganti Riuniti. Anthony, vorrei chiederti una cosa personale che non so. Quando nacque la fondazione, che aveva la mission della riunione, anche della statuaria, tu sei sempre stato convinto che avresti raggiunto questo obiettivo? O lo hai perseguito con... Però di la verità. No, guarda, se c'è una cosa che... No, fra 2 giorni è il compleanno della fondazione. 5 anni fa, nella sala che era a metà di adesso e che oggi ospita i Giganti, è stato firmato l'atto costitutivo della fondazione, 1 luglio 2021. Dovrei dire, ma facendo la figura dell'immodesto, ma non è questo il senso, che certamente sono sempre stato convinto che se 3 persone avevano firmato quell'atto e hanno poi delegato una quarta
a eseguire quell'atto, è certo che devo essere convinto che quell'atto si sarebbe fatto, perché altrimenti non staremmo nelle istituzioni se non credessimo che le istituzioni sono leali e che quando firmano solennemente una cosa poi gli diano seguito. Dunque non ho mai avuto dubbi e non ho mai avuto, soprattutto da parte del Ministero, che poteva essere, tra virgolette, l'anello debole, no? Nel mantenimento di questo patto, la sensazione che questo percorso non si sarebbe compiuto. Più che altro era una grande responsabilità per noi, per la governance della Fondazione, anche per l'amministrazione comunale, riuscire ad arrivare nei tempi della fine di questo primo mandato nel completare questo percorso. E devo dire che pur attraversando, io me li sono rivisti tutti, le riunioni che abbiamo fatto in comune nel 2022 con i progettisti della Sala dei Giganti, in cui il sindaco veramente ebbe un decisionismo, tra virgolette, che veramente fu decisivo nei confronti delle imprese, nei confronti di quei progettisti, per dare un'accelerata e per far sì che la Sala dei Giganti, come è stato, arrivasse puntuale alla sua realizzazione prima della fine del nostro mandato. Dal punto di vista... Eravate d'accordo o avevate idee opposte? No, su questo eravamo d'accordo. Sì. No, con i progettisti mi pare di ricordare che il sindaco non fosse molto d'accordo, così, se la memoria non mi inganna. No, su questo sì, ci siamo aiutati a vicenda su questa partita. Chiudo dicendo che le cose camminano sulle gambe delle persone, degli uomini e delle donne che ci lavorano, e perciò qua tutti, a qualsiasi titolo, avevano preso quell'impegno, hanno provato a dare una mano. Però se devo fare due nomi, certamente il primo ministro Franceschini, cioè quello che firmò la costituzione della fondazione e fece mettere nero su bianco che le statue sarebbero tornate qua, ha avuto un grosso ruolo. E l'attuale ministro, Alessandro Giuli, non dirò perché, ma il sindaco lo sa, gli altri consiglieri di amministrazione lo sanno, nella settimana precedente o nei 10 giorni precedenti al completamento della riunione del complesso statuario è stato decisivo affinché questa operazione avvenisse senza ulteriori ritardi o senza deroghe, tra virgolette, pur senza togliere niente a nessuno. Io capisco benissimo quanti pensano che una parte delle statue sarebbero dovute rimanere nell'eccellenza che noi abbiamo in Sardegna, che sono i musei nazionali, sono la porta d'ingresso alla nostra regione, custodiscono l'intera nostra storia e andrebbero supportati ancora di più per le professionalità che vi operano, per i progetti che hanno e per il patrimonio immenso che custodiscono. Dunque c'è una scuola di pensiero che giustamente dal loro punto di vista riteneva e forse ritiene ancora che una rappresentanza di quelle statue potesse e dovesse stare là. Noi l'abbiamo pensata diversamente, siamo un po' di più dalla parte di chi ritiene, anche dal punto di vista scientifico ormai accettato e riconosciuto, che un complesso non possa essere smembrato, non possa essere esposto in maniera parcellizzata, ma soprattutto debba risiedere nei luoghi del ritrovamento. C'è poi il problema, chiaramente si fa sempre l'esempio di Riace, se fossero stati a Roma li avrebbero visitati 5 milioni di persone all'anno, a Reggio Calabria non so quanti visitatori faccia il museo del mio amico Sudano, diretto da Fabrizio Sudano, però non è quello il punto. Bisogna poi lavorare per mettere Reggio Calabria o Cabras o chiunque altro in condizioni di avere gli strumenti, i collegamenti, la fruibilità, perché tutti possano andare a vedere i complessi dove sono stati ritrovati. Qua in un certo senso ci stiamo lavorando, le visite sono in crescita, siamo lontani certamente dagli aeroporti, siamo lontani dai porti, dobbiamo far lavorare la fantasia e la creatività per raggiungere più persone possibili, per far sapere a più persone possibili che esistiamo e che qua è possibile venire a vedere non solo queste statue ma tutto il resto del patrimonio che racconta 7.000 anni di storia. Abbiamo due cose che vogliamo fare di più. Una, consentire ai visitatori di fare una bellissima esperienza, che è quella di andare col battello elettrico dal museo a Monteprama, attraversando lo stagno. Abbiamo avviato l'iter, abbiamo fatto tutte le richieste preliminari a tutti i 10 o 12 enti
che hanno competenza su questo. Sappiamo bene che sarà una maratona, ma come amo ripetere in diversi ambiti, la maratona dura 42 km e 195 metri, mi sembra. Ma se uno non fa il primo chilometro, il secondo, il terzo, il settimo, il decimo, non arriverà mai al 42esimo. Ecco, noi siamo al secondo chilometro, al terzo chilometro di questo iter, e però contiamo di proseguirlo con serietà. E poi l'ultima, e chiudo davvero, quando parlo di ricostituzione dei complessi, noi non abbiamo lavorato solo al complesso statuario, anche qui abbiamo avviato un pazientissimo lavoro di tentativo di riunione dell'immenso patrimonio di Tarros che è in giro per il mondo. E abbiamo scritto a tutti, abbiamo scritto al British Museum, abbiamo scritto al Louvre, abbiamo rapporti col Metropolitan Museum che ci presterà presto 2 dei reperti di Tarros che sono custoditi nel museo di New York. Abbiamo scritto anche agli altri musei inglesi. Bene, il museo di Brighton ha finalmente deciso di restituirci l'intero complesso di Tarros che è custodito in quella struttura, con la collaborazione della soprintendenza. Abbiamo già avviato tutta l'operazione di catalogazione, la direzione generale del Ministero ha già autorizzato il rientro in Italia di quei reperti e credo che dopo l'estate finalizzeremo questo rientro, e anche questo dal punto di vista simbolico fa parte di un percorso. E anche qui è un primo chilometro, è una piccolissima parte di quei reperti che furono portati via, ma noi vogliamo aprire questa strada e vogliamo che poi naturalmente venga continuata a percorrere. Ecco, prima di passarti la parola, Luca, vorrei farvi vedere questo brevissimo video che racconta appunto il rientro dei giganti e che oltretutto ci dà in anteprima un assaggio di ciò che sarà il documentario che il 5 luglio verrà proprio presentato qui al Festival a Cabras. Questa è un'anteprima, insomma il 5 luglio vedremo questo documentario prodotto dalla Fondazione Monteprama. Allora Luca, tu possiamo dire che arrivi alla fine di questo percorso, fortunato devo dire, perché il tuo arrivo è stato fortunato, diciamocelo, e ti sei ritrovato in una situazione dove però dovevi dare a questi giganti il giusto posizionamento, anche se provvisorio, nella Sala del Paesaggio, perché poi appunto avranno la loro destinazione definitiva il prossimo anno. Che cosa hai pensato? Cioè, che cosa ti ha mosso in questo allestimento che io ho visto questa sera, lineare, con un suo ritmo? Cosa hai pensato? Cosa volevi comunicare? Buonasera a tutti. Bene hai detto, ancora prima di rispondere alla tua domanda, io devo dire che io arrivo alla fine e quindi quello che io ho fatto non l'ho fatto io, l'ha fatto un gruppo, quindi devo ringraziare il Presidente, il Sindaco, tutto il Consiglio di amministrazione, ma anche l'area tecnica, amministrativa, scientifica e di comunicazione della Fondazione. Io sono arrivato che il lavoro era già in essere, era già una macchina ormai ben oliata che aveva una forza incredibile. Io arrivo alla fine e mi immetto in questa bellissima esperienza. Da subito mi sono chiesto qual era il mio dovere e devo dire che ogni qualvolta curo delle mostre mi rendo conto che è come un piccolo atto creativo che si inserisce in una cornice di tanta responsabilità, e in questo caso la responsabilità la sentivo veramente addosso. In ogni modo è stato un percorso che in sintesi potrei raccontare
in 3 fasi. La prima è stata quella di gerarchizzare, cercare di capire cos'era più importante, qual era il messaggio che questo allestimento, sia pur provvisorio o temporaneo, voleva raccontare. Quindi prima veniva il reperto, il suo contesto, poi il ragionamento sugli strumenti di mediazione, di racconto dell'allestimento, per poi valutare o meno l'utilizzo di tecnologia. Successivamente è stata la fase quella di scegliere, e non scegliere cosa esporre, quello ovviamente lo sapevamo, scegliere a cosa dire no, che è la cosa un po' più difficile e credo quella che meno si racconta del nostro mestiere. Quindi scegliere di dire no, ad esempio, ad un allestimento troppo d'effetto, nel rischio di trasformare la scultura in un feticcio, assumersi delle responsabilità sull'esposizione del singolo reperto. In seguito, ed è l'ultima fase, diciamo il cuore dell'allestimento, è quella che per l'appunto è la fase della restituzione. E restituire significa mettersi in dialogo con la comunità. Quale comunità? Anche il Presidente prima faceva accenno, se ne è parlato anche ieri, delle comunità di patrimonio, ma c'è una comunità scientifica, c'è una comunità locale a cui restituire queste esposizioni, e quindi lo abbiamo fatto cercando di allestire le statue seguendo dei criteri innanzitutto di sicurezza, in modo che l'allestimento fosse in un certo qual modo sicuro, messo al riparo da eventuali avventori. Mi blocco qua, e in ogni modo poi no, ma ti blocchi, ma ti abbiamo capito. Perché insomma la tentazione che abbiamo visto in tante persone di toccare, e nei discorsi che facevamo della tutela eccetera, è un discorso molto delicato. L'altro punto è stato quello quasi di suggerire quale poteva essere la disposizione originale delle statue. Ovviamente ogni scelta è confutabile, non è un capriccio, è una proposta. Infine, quindi, quello che ne è venuto fuori è un allestimento che segue un ritmo, predilige l'insieme, evita quindi l'effetto, evita di isolare la statua. Ecco, è un allestimento in cui si percepisce e si cerca di invitare il visitatore a creare un momento di intimità e dialogo con la singola statua. Per questa ragione, ad esempio, abbiamo voluto evitare di inserire dei pannelli, delle scritte, cose in più all'interno dell'allestimento. La visita è garantita da un'introduzione che è svolta dalle operatrici e gli operatori bravissimi della cooperativa di gestione La Penisola del Sinis, e quindi loro introducono il visitatore. Dopodiché il visitatore, in maniera autonoma, ha la possibilità di entrare in sala, ovviamente controllato rispetto a quello che dicevo prima, però di godere di un momento intimo e di contatto con la singola statua. Complimenti, perché è bellissima questa esposizione. Credo che davvero già adesso ha il suo grande fascino nella Sala del Paesaggio, e oso solo immaginare cosa sarà poi nello spazio definitivo. Vorrei chiudere con il sindaco, perché mi ricollego a una riflessione importante che faceva Anthony sul fatto che è vero, qualcuno si diceva devono rimanere a Cagliari, Cagliari è la città dove si apre tutto, invece no, noi almeno io sono d'accordo con lei, che mi ha rivolto anche questa riflessione. Questi luoghi, e la Sardegna in primis che vive di spopolamento oggi, ma i luoghi che vogliamo definire periferici devono essere i primi ad essere valorizzati. Quindi Cabras merita tutto questo perché diventi un polo, come già lo sta dimostrando, come già sta dimostrando di poter essere grazie a tutto il lavoro della Fondazione. Quindi ritorniamo a casa, perché anche questo è un luogo importante. Sì, grazie per la domanda, perché davvero c'è un significato politico che occorre sottolineare. Cioè, noi abbiamo bisogno di trovare le strade e i percorsi che possano tenere la Sardegna in piedi tutta. Non solo i centri di maggiore prosperità economica, di maggior forza, quindi,
e li abbiamo, ma anche i territori più periferici, quelli che entrano in uno stato di difficoltà più grandi. E diciamo l'inverno demografico che ci sta accogliendo assieme alle grandi sfide certamente non aiutano i più piccoli, che si trovano spesso soli. Quindi i beni culturali sono già da oggetto da diversi anni di questa grande opzione, che è quella di riuscire a costituire un patrimonio che possa anche restituire solidità socio-economica. Quindi esperimenti come questo che stiamo realizzando a Cabras, in realtà nei modi più appropriati, possono essere messi a disposizione come modello anche da altre parti. Voglio dire anche un'altra, diciamo così, sottigliezza che però sfugge. Noi siamo chiamati a governare i territori locali e a dare una visione e una prospettiva ai territori locali. Quindi il fatto di poter contare su un certo bene, inserendolo nelle pianificazioni come tassello di per esempio di un piano urbanistico, come si fa a non pensare che questo lavoro, questo grandissimo lavoro che sta facendo a Cabras non faccia parte di una visione urbanistica generale che mette insieme i beni culturali all'ambiente, alle spiagge, all'economia, all'agricoltura, alla pesca. Occorre mettere tutto insieme e quindi il fatto che questa soluzione possa essere una chiave di speranza, di fiducia anche per altri territori meno forti, credo che sia necessaria come visione e credo che debba appartenere in maniera forte a chi ci governa a livello regionale e anche nazionale. Grazie Sindaco, grazie Luca Cheri e grazie Anthony, ci rivediamo alla fine per salutarci e darci appuntamento a domani. Grazie a voi per questo insomma, viaggio che ci ha introdotto alle mostre della Fondazione. Adesso invece abbiamo parlato di ciò che è appena stato realizzato, invece vi vogliamo rivolgere e raccontare l'appuntamento prossimo della prossima mostra, 18 luglio, Tirrenosse e Sardò. Quindi vicino a me, facciamo salire gli ospiti, poi le poltrone, se no arriviamo a domani. Paolo Giulierini, Daniele Maras, Raimondo Zucca, Giorgio Murru, Anna Paola De Logu. Ho aggiunto la S anche Anna Paola. Bene, abbiamo un panel bello denso, ecco. Benvenuti, piacere, prego accomodatevi. Adesso ci portano i microfoni, altrimenti... Anna Paola ti ha aggiunto una piccola S al cognome, tanto è un po' sardo la S, no? Ci sta, è così esotica per noi. Bene, questo è il titolo, Tirrenos e Sardò, principi etruschi e guerrieri nuragici, storia di due popoli e del mare che li unisce. 18 luglio, Cabras, inaugurazione di questa mostra. Intanto iniziamo con Paolo Giulierini, che è direttore scientifico della mostra, archeologo, insomma il nostro ospite in questo Festival dell'Archeologia, la conosciamo bene, in questo momento anche direttore del Museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona, ma arriviamo a noi. Paolo, allora, l'idea di questa mostra che non ci può adesso illustrare esattamente in tutti i temi, in tutto il percorso, però almeno capire la geografia di questa mostra, i territori che uniscono questi due grandi mondi che racconteremo poi con ognuno di voi a seconda del proprio punto di vista e anche insomma, del lavoro che si è fatto. Come la comunicherete? Ma dunque intanto mi corre l'obbligo di ringraziare il presidente Antonio Moroni per questa bella idea e soprattutto il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, Daniele Maras, perché
senza loro due poi le idee non sarebbero potute, diciamo, planare a terra. Però nel nostro, diciamo così, nella nostra idea c'è quello di raccontare intanto un tema molto contemporaneo, ovvero che cosa succede quando si incontrano due popoli e due civiltà. E questo elemento, questo argomento non a caso nasce adesso, perché da poco si è costituita la riunificazione dell'identità di questo complesso, quello dei giganti. Quindi adesso è il momento di pensare all'alterità, cioè ricostruita l'identità ci si può confrontare. E quindi così cito proprio liberamente e rapidamente alcuni temi della mostra. Innanzitutto, diciamo così, quali sono le ragioni che spingono due popoli all'incontro? Migrazioni di massa? Non è questo il caso. Cambiamenti climatici? Oppure per esempio la ricerca di risorse come i metalli? Questo è un tema molto contemporaneo. Attraverso quali vie avviene questo incontro? Nel nostro caso la via principale è il mare, ma poi ci hanno spiegato gli esperti che voglio dire, ci sono le vie fluviali interne della Sardegna, le valli. E poi per esempio a che stadio si trovano i due popoli quando si incontrano? Questo è molto importante perché i sardi per esempio hanno all'indietro migliaia di anni di storia. Gli Etruschi sono un popolo che all'epoca, intorno al IX secolo, VIII a.C., sono proprio agli albori della loro Costituzione. È un mutuo scambio, è uno scontro, è un incontro, arricchisce chi dei due? E poi, cosa affascina l'uno dell'altro? Perché per l'uno e per l'altro è esotico. E quindi anche questo, diciamo così, è un elemento fondamentale di interesse. E vado a chiudere dicendo che per esempio mi sono sempre chiesto ma come hanno comunicato all'inizio? Quando questi sono sbarcati, no? Noi pensiamo sempre a Cristoforo Colombo, ma cioè, a un certo punto le navi sarde saranno arrivate nelle coste tirreniche, viceversa quelle etrusche. Ecco, quale sarà stato l'elemento, diciamo così, che ha permesso loro di comunicare? E infine, come si legano tra di loro? Attraverso i matrimoni, attraverso gli interessi commerciali e, per ultimo, come riflettono rispetto a temi eterni e condivisi. La morte, gli eroi, la guerra, la divinità. Sembrano tanto distanti, ma alla fine sono molto vicini. Praticamente tu ci hai posto tutte le domande e le risposte dobbiamo aspettarle con la mostra. Non è giusto, sei stato un po'... ci hai invogliato, dobbiamo attendere, non ci hai voluto svelare tutto. Daniele, arriviamo invece all'importante scambio tra il Museo Archeologico di Firenze e Cabras, perché qui arriveranno tanti appunto dei vostri reperti. Ci siamo detti poi precisamente l'altro giorno che lei guardava il 93. Eravamo tra i 70 e i 93, un centinaio di reperti, un lavoro che è iniziato 2 anni fa anche di selezione. Ecco, cosa significa anche dal punto di vista pratico selezionare i reperti, perché in vista poi dei contenuti che la mostra deve raccontare, quindi in collaborazione con chi la cura, bisogna fare una scelta e trovare il meglio per questi percorsi? Grazie, allora, intanto cerco di essere breve naturalmente, però purtroppo sono qui presente come dirigente dello Stato, come le colleghe sovrintendenti che hanno parlato prima, come direttore di un museo nazionale che è stato nominato in precedenza con la problematica dei musei centrali, e anche come etruscologo, quindi cerco di rappresentare tutte e tre. Avete invitato 3 persone quindi comincio a parlare dal punto di vista importante che si ricollega a quello che ha detto il presidente Moroni e anche il sindaco, cioè il fatto che noi qui abbiamo un museo in un luogo che dovrebbe essere decentrato, che comunque è un luogo simbolico di grande importanza, grande rilevanza, che fu un centro di
cultura, al centro, un polo culturale nell'antichità, dalla preistoria fino a tutta l'antichità, poi adesso riprende questo ruolo e sta ritornando con questa valenza simbolica prioritaria dei giganti, ma proprio di tutta la statuaria della cultura sarda. Quindi l'iniziativa di collegare la cultura sarda non come un elemento isolato, quasi che spunta come un fungo dal niente, ma rimetterla dentro all'interno di uno spazio mediterraneo, di un collegamento via mare, iniziando dagli Etruschi, è interessante. E veniamo all'altro aspetto appunto del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, che ho l'avventura di dirigere il primo museo archeologico dell'Italia Unita. Nel senso, quando l'Italia si è unita hanno pensato di dover costruire l'identità degli italiani attraverso l'archeologia, l'arte, la cultura, e l'archeologia in particolare quella etrusca, oltre a quella egizia che era presente a Firenze, è stata messa al centro, perché gli etruschi sono da sempre, insomma dal 500, da quando sono stati un po' riscoperti, hanno sempre avuto questa valenza un po' di unità italiana prima dei romani. I romani sono molto aggressivi, conquistatori, invece gli etruschi avevano in qualche modo unificato culturalmente l'Italia prima. È una prospettiva antistorica, però è vero che gli etruschi sono rassicuranti. Tant'è vero che i Savoia, quando hanno di fatto annesso tutta l'Italia, hanno portato gli etruschi dovunque fosse necessario, quindi hanno portati persino in Sicilia, non qui in Sardegna, perché bene, i Savoia ce l'avevano già la Sardegna, non dovevano convincere nessuno, e quindi mancava questo collegamento. Noi oggi stiamo continuando un processo di unità culturale che mette insieme gli etruschi con gli altri popoli dell'Italia antica, che è qualcosa che è successo nell'antichità e che oggi ancora ha un significato. Ora arriviamo a la domanda che mi ha fatto giustamente, cioè cosa comporta dover scegliere i pezzi. Allora, in un caso del genere il museo metà dei materiali che saranno visibili in mostra vengono da Firenze, dalle nostre collezioni, e dialogheranno con materiale locale qui di Cabras, ma anche materiale di provenienza dal resto della Sardegna e altri contesti anche dell'Etruria. Per poter fare questo bisogna innanzitutto trovare degli oggetti e dei contesti, perché l'archeologia si espone di solito non per oggetti ma per contesti, che abbiano qualcosa da dire. E ovviamente si sono privilegiati oggetti sardi trovati in Etruria, quindi in contesti etruschi, e poi oggetti etruschi trovati in Sardegna, per dimostrare che questo mare che ci separa in realtà era una strada aperta, pervia, si faceva avanti e indietro, a domandarsi come mai, come avranno parlato la prima volta, ma forse la prima volta risale talmente indietro che non c'erano né i sardi né gli etruschi, siamo in una preistoria lontanissima, perché è sempre stato transitabile questo mare e ha consentito i collegamenti culturali. E gli oggetti ovviamente comprendono bronzetti sardi che sono arrivati in Etruria, comprendono oggetti etruschi, vase e lame, il metallo ovviamente, ma anche le persone. Una cosa importante da ricordare quando si espone l'archeologia è che noi esponiamo degli oggetti, ma in realtà quello che ci interessa sono le persone al di là degli oggetti. Sono persone dell'antichità che parlano alle persone di oggi attraverso quegli oggetti, ma anche persone del presente che parlano adesso. Tutto lo staff di un museo, di un allestimento di una mostra comprende tante persone, l'ho detto giustamente anche prima Cheri, che ci sono tante persone che collaborano e rendono possibile qualcosa, poi alla fine sono solo pochi, 3-4 persone che parlano, ma ci sono tante persone dietro, i restauratori, i conservatori, i curatori, e anche i custodi, insomma sono tutta una serie di persone che oggi rendono possibile qualcosa. Riuscire a mettere insieme questo materiale e anche in questo caso a restaurare, perché la Fondazione, l'occasione in cui ha invitato il Museo di Firenze a partecipare a questa mostra, ha anche consentito a restaurare il materiale che poi tornerà a Firenze nell'esposizione permanente. Uno dei compiti di un museo centrale, un museo nazionale, è quello di raccontare la storia del territorio. Ora io rovescerei la prospettiva. Il Museo Nazionale è nato in un'epoca in cui pochi musei potevano essere presenti nelle grandi città, quindi solo successivamente si sono costruiti i musei locali e i musei civici. Il Museo Nazionale deve raccontare la storia e deve essere aperto al territorio, e il Ministero di suo, proprio centralmente, sta investendo in quello che oggi si chiama il piano Olivetti per la cultura, che serve proprio a portare oggetti sul territorio anche temporaneamente, quindi a costruire dei semi per le comunità, vengono chiamati proprio semi di comunità, cioè la comunità si riunisce attorno a dei reperti simbolici, a degli oggetti simbolici, che sono oggetti d'arte, oggetti di cultura e oggetti di archeologia. E qui avete degli oggetti di archeologia talmente imponenti che sono semi di comunità per tutta l'Italia, probabilmente forse anche per tutta l'Europa e il mondo, e quindi chiaramente questo già c'è questo esempio.
quello che fa Firenze in questa occasione è venire incontro alla Sardegna per rinsaldare quello che era un antico legame e che deve tornare a essere un nuovo legame per unire le regioni, unire l'Italia e poi, chissà, ancora più avanti l'umanità. Grazie, grazie a Daniele Maras. E a proposito di unioni, Raimondo Zucca, ci vuoi raccontare chi era questo eroe etrusco, Tirrenos, e questa donna sarda, Sardos? Già sorridi. Vai, vai, Momo. Bel tema. In realtà in questi giorni, meglio in queste notti, abbiamo parlato di mare, di miti e noi in questo caso dobbiamo ritornare ai labirinti del mito, anche per indicare un caso molto speciale, perché Sardò è l'unica eroina del mito che sia giunta in Sardegna e abbia denominato l'isola dal suo nome, lei sposa di Tirrenos. Il dato è rilevante perché a fronte di personaggi femminili innumerevoli del mito, in particolare del mito greco, per la Sardegna noi abbiamo solo questa Sardò, che viene da lontano, sempre nella prospettiva che noi definiamo mitistorica. Non stiamo parlando di una fonte storica, bensì di una fonte che offre la interpretazione mitica della storia. E qui noi possiamo vedere, nell'ambito di un marmo di cere, con la rappresentazione di diversi popoli dell'Etruria, un elemento di Vettulonia. Questo elemento è un personaggio che è ignudo, maschile e che è caratterizzato da uno strumento. Questo strumento è un remo. Ci parla evidentemente di un viaggio. Gli studiosi hanno dato diverse interpretazioni a questo personaggio. Una di queste è proprio quella di Tirrenos. Il remo, ripeto, ci parla di un viaggio. Nel 2021 uno dei grandi archeologi d'Italia, Bruno D'Agostino, ha proposto un'altra soluzione relativa alle fonti di Odisseo e al suo percorso all'interno delle terre con un remo fino a un punto in cui il mare è così lontano da non consentire a coloro che vedono Odisseo col remo di comprendere il significato del remo e pensano sia un attrezzo agricolo, un ventilabro. Ora, l'altra immagine è quella di una moneta della Sicilia del IV secolo a.C., ci mostra sul diritto un volto femminile ed una iscrizione Sardò. Sardò è il nome di una donna, ed ecco qui c'è il ritratto di una donna. Un grande storico italiano, Attilio Momigliano, aveva per primo pensato che questa moneta richiamasse la Sardegna e i mercenari sardi al soldo dell'esercito cartaginese. Quindi noi in realtà non abbiamo l'immagine di Tirrenoso e l'immagine di Sardò, ma interpretazioni. Ho detto però che il dato interessante è il fatto che un scoliasta, cioè un annotatore di testi antichi,
abbia inserito nelle sue annotazioni relative al dialogo di Platone Timeo delle delucidazioni relative ai luoghi espressi in quel dialogo di Platone relativi alla estensione del dominio dei prepotenti sovrani atlantidei verso Oriente, nel continente africano fino all'Egitto, nel continente europeo fino alla Tirrenia. Che cos'è la Tirrenia? Si chiede il nostro scoliasta. La Tirrenia è una terra in cui giungono i numerosi rappresentanti di una area orientale, la Lidia, nell'attuale Turchia, l'Anatolia degli antichi, con la capitale Sardis, che viaggiano in mare verso occidente. E allora viene narrata la storia di Tirrenosso, ma insieme a questa la storia di sua moglie, Sardò. Sardò ha già dato il nome alla città capitale della Lidia, Sardi, ma affronta questo viaggio. Ora, dobbiamo sapere che nella tradizione mitistorica esiste una versione che il padre della storia, Erodoto, ci dà nel 94esimo capitolo del suo primo libro relativo all'arrivo degli abitanti della Lidia fino alla terra d'Italia, più precisamente a quella terra abitata dagli Umbri. Erodoto conosce solo Tirrenosso, che è il figlio del sovrano della Lidia, Attis. Questo scoliasta, l'annotatore del Timeo di Platone, conosce invece per la prima volta la moglie di se stesso, Tirrenosso e Sardò, la quale, dopo aver dato il nome alla città di Sardi, dà il nome anche alla Sardegna. E questo autore antico ci dà un'altra informazione di grandissimo rilievo, e cioè la Sardegna, prima di essere battezzata Sardò dalla donna di Tirrenosso, era chiamata dai greci Argyrofleps Nesos, l'isola dalla vena d'argento. Cosa vuol dire? Si riconosce in questo verso poetico, che probabilmente è di età arcaica, la nozione della ricchezza d'argento della Sardegna, se le sue miniere possedevano queste vene che facevano scorrere non sangue ma l'argento. E vi è un dato storico che rimonta almeno al X secolo a.C., perché gli esami isotopici dell'argento trovato in una cittadina oggi corrispondente al territorio di Israele, Dor, in un ripostiglio del X secolo a.C., documenta l'argento sardo prima che dalla Tartessosso, cioè dall'Andalusia, l'Iberia meridionale, arrivasse anche in Oriente attraverso i Fenici l'argento di Momo, dobbiamo quella chiudere. terra. Ho finito. Meno male che mi aveva scritto per mail, sarò brevissimo. Lo sai, no, sai che il mio compito è ingrato, ma io ti ascolterei sempre. Infatti poi dopo, noi quando finisce tutto, andiamo lì e non è che ci rilassiamo mangiando, continuiamo ad ascoltare questi racconti. Ieri Momo ci ha deliziato finché non dovevi andare a dormire, perché poi dovevi andare a messa stamattina, quindi a un certo punto ci hai abbandonato, però
Era già tardi. Bene, Anna Paola De Logu, archeologa della Fondazione Monteprama, tu ci apri una piccola interessante finestra su un lavoro inedito, quindi un lavoro che è iniziato 3 anni fa, non è ancora stato pubblicato, dunque è un lavoro che si sta per definire. Chiaramente ce lo racconti tu, perché non posso far finta di sapere qualcosa non essendo ancora edito, se non per ciò che tu mi hai raccontato. E quindi ti faccio una domanda: ma esiste una divinità lunare in comune tra sardi ed etruschi? Allora, però col microfono, se no parliamo io e te. Allora, io non sono chiaramente tra i curatori della mostra, sono qua perché, come hai annunciato tu, io 3 anni fa ho iniziato insieme a Momo, a professor Zucca, un lavoro legato ad una divinità lunare. Cos'è che accomuna la divinità lunare della Sardegna con l'Etruria? È un'insegna lunata. Questa insegna viene da molto lontano, perché dobbiamo risalire all'ambiente sumerico con Nanna, dio della luna, all'ambiente babilonese con Sin, dio della luna, che veniva rappresentato, senza ombra di dubbio, con un crescente lunare con le corna all'insù. Chiamato anche, oggi abbiamo una bellissima luna piena, chiamato anche luna a barchetta. La luna a barchetta è un fenomeno astronomico che si vede al di là i giorni successivi al novilunio ed è ben visibile nella fascia subequatoriale ed equatoriale, ma anche alle nostre latitudini. Quindi ho messo una bellissima foto, un po' per scherzo, un po' per... della NASA, un'altra foto che ho scattato io in Thailandia di una bella luna a barchetta e un'altra foto scattata da professor Zucca da casa sua a Serena Squada, perché in questi anni di lavoro più volte ci siamo scritti e mandati delle foto ogni qualvolta vedessimo questa luna a barchetta. Quindi questa divinità, rappresentata non solo dalla luna a barchetta ma anche dalle corna del toro, che viene infatti la divinità, il dio della luna definito nei testi per esempio sumeri, accadici, il dio delle corna, però assume anche altri aspetti, quello antropomorfo e poi quello aniconico. Andiamo avanti, non ricordo più. Ecco, ho utilizzato, purtroppo non vedo, è molto piccolo lo schermo, comunque siamo in Turchia, nella Turchia sudorientale. Siamo noi che non ci vediamo, Anna Paola, io faccio finta, ma ecco. Infatti io guardo lì. Ecco. Quindi andiamo in un complesso sotterraneo rinvenuto alla fine del 2018 a Basbuk, ai confini con la Siria, un centinaio di chilometri con la Siria, in cui è stato scoperto al di sotto di un'abitazione un luogo ipogeico composto da più camere, più ambienti, dove abbiamo la rappresentazione incisa nella roccia calcarea di una processione sacra. In questa processione sacra, archeologi dell'università che hanno collaborato appunto a questo lavoro anche di tutela e valorizzazione hanno individuato il dio della luna Sin. Si tratta qui di un chiaramente di un lavoro, cioè di un reperto, di una rappresentazione di epoca neoassira, dove la divinità è rappresentata con questo copricapo sormontato dal crescente lunare con le luna barchette e dalla luna piena. Poi abbiamo comunque anche la visione, come dicevo prima, e la rappresentazione aniconica, chiamato croissant sur rampe, e si tratta di un'asta sormontata da un crescente lunare con i corni all'insù. Qui abbiamo una stele del Museo di Aleppo in cui questo crescente lunare e questo croissant sur rampe vengono rappresentati con delle nappine, ma a fianco dall'area di Harran, dove si trova il tempio più importante dedicato a Sin, alla divinità lunare, che già dagli archivi di Mari, quindi dal XVIII secolo a.C., viene menzionato come tempio e luogo di pellegrinaggio. Sarò veloce. Ecco. E poi, dicevo, dopo avervi fatto vedere la rappresentazione
aniconica e antropomorfa del Dio, andiamo in Siria, dove troviamo una stele, dove troviamo tutte le caratteristiche di questa divinità. Troviamo il croissant sur rampe provvisto di nappine e troviamo di nuovo Sin, dio della luna, con tutti i suoi attributi. Anche qui abbiamo un copricapo lunato con la luna piena e il crescente lunare con le corna all'insù, ma abbiamo addirittura uno scettro col croissant sur rampe, e la stessa Elsa della sua spada è rappresentata da un croissant e dal simbolo lunato che lo caratterizza. E qui mi trovo un po' in difficoltà perché questo studio è stato affrontato su una rivista molto importante da Daniele Maras, e andiamo all'Etruria e andiamo ad un crescente lunare in bronzo che lui ha studiato dal punto di vista epigrafico e è dedicato alla divinità della luna etrusca Tiur. Però questo studio che ha fatto Daniele Maras è legato al sesso delle divinità e a come questo possa cambiare, e quindi arriva, analizzando anche altri reperti di cultura materiale, anche altri documenti epigrafici, poi a evocare una divinità più antica legata ad una divinità lunare maschile e non femminile, per, come potremmo dire, per sostrato, per sovrapposizione, antica tradizione. E quindi ecco il nesso. Ecco, poi qui ho messo un'altra slide perché durante una mostra sui bronzi di San Casciano un archeologo epigrafista, Sannibale, ha evidenziato il rapporto tra questo crescente etrusco che deriva dalla collezione Borgia dei Musei Vaticani con crescenti lunari di area medio orientale, tra cui 2 trovati durante i nostri studi. Se ne aggiungono 2 a quelli di Sannibale, appunto, uno dall'area israeliana, da Bet Shen, e poi un altro invece che deriva sempre dall'area della Turchia orientale. Ed ecco la copertina di un volume scritto da Giovanni Ugas e non ricordo dalla Saba, in cui il lungimirante Giovanni Ugas si chiede se esista una divinità lunare in Sardegna nella prima età del ferro. Nella copertina di questo volume, e come potete vedere lì, abbiamo una vasca altare, chiamiamola così, che proviene da quello che io chiamo il tempio di Sumulino a Villanova Franca, perché si tratta di uno di quei nuraghi che, una volta andati in disuso dalla loro funzione di fortezza, diventano dei luoghi indubbiamente di culto. E all'interno del vano B del nuraghe di Sumulino si trova ancora in situ questa vasca altare, che ha nella parte conformata a modello di nuraghe, come vedete, sia nella parte sommitale, prima del terrazzamento, un crescente lunare con i corni all'insù. Qui ho messo la pianta, il prospetto e la sezione di questa vasca. Stringo, sarò velocissima. Non sappiamo che riti venissero perpetuati, ma un'altra cosa molto interessante della vasca è che nella parte sommitale sono scolpite delle else, e in un'ipotesi ricostruttiva queste else, tramite del piombo, in queste else erano innestate delle spade. Ma il nostro viaggio alla ricerca della divinità lunare è partito con delle anforette piriformi. Dico solo questo perché è molto importante, perché qui abbiamo la parte sommitale di un'anforetta piriforme che è una decorazione plastica, verosimilmente un personaggio virile con gli occhi a cerchi concentrici, così come altre parti decorate del suo corpo, ma cosa stringe tra le braccia? Un croissant sur rampe, ossia un'asta sormontata da una luna con i corni all'insù. Posso andare avanti, Ambra? No? Vedo una... No, devi chiudere. Va bene, il resto allora sarà per la pubblicazione. Va bene, grazie Anna Paola De Logu. Giorgio, mi pare che da questi interventi si capisca che l'idea
di questa mostra e il perché del portarla avanti nell'idea di non presentare più questi due mondi isolati, cioè il mondo dei Sardi e quello degli Etruschi. Si è capito che appunto non lo erano isolati, ma ci sono dei rapporti importanti e dunque l'obiettivo lo avete già raggiunto sulla carta, ora invece lo attendiamo di fatto. Beh, diciamo che quando è stato messo a punto questa idea progettuale, mettere insieme, mettere in dialogo, relazionare due civiltà che hanno scritto delle pagine fondamentali nella costruzione della nostra casa comune mediterranea, e allora una volta che abbiamo voluto fare questo, chiaramente ci siamo confrontati sul fatto che confrontiamoci sul mare. Ci siamo detti questo mare non ostativo, questo mare non impedente, questo mare che di fatto da sempre, avete citato, è stato citato anche oggi, che già dalla preistoria queste genti si incontravano, viaggiavano, andavano da una parte all'altra del Mediterraneo per tante ragioni, commerciali, prima di tutto, ma non solo. E questi incontri nel tempo hanno costruito dei linguaggi. Mi è piaciuta molto la frase di Daniele Maras, quando dice: ma poi alla fine le genti quando si incontrano non hanno bisogno di un idioma specifico per capirsi, no? Si va oltre l'anima, oltre il cuore, sarà quello che parla e che comunica. E da questa piccola premessa emerge il fatto che questa mostra si fonderà sul mare. È in questo mare che queste due civiltà si incontrano. È bellissimo il disegno, no? Di chi poi su una nave e attraverso una nave arriva in un'altra terra. Arriva in un'altra terra e come verrà accolto? Anche perché in realtà se non creiamo un retroterra molto prima, culturale, capace di accogliere, capace di confrontarsi, capace di comunicare, no? È molto difficile pensare al fatto che adesso un sardo, un principe tardo-nuragico prenda la sua nave, no? E arrivi sulle coste dell'Etruria, così, casualmente. Non succede questo, non è proprio così, anzi la nostra mostra racconterà come in realtà tutto questo abbia avuto già un retroterra forte, potente. Non si può parlare di principi nuragici se non si parla di che cosa è stato il mondo nuragico. Un mondo, un'eredità quindi millenaria, oseremo dire. Ecco che quindi quando i sardi entrano a contatto con gli etruschi portano delle cose, hanno delle conoscenze che sono già condivise con gli etruschi. Non è un caso che, guarda caso, quest'ultimo contributo di Anna Paola addirittura metta in relazione quella che è una delle parti più intime degli uomini e dei popoli, cioè la religione. Ecco, è fantastico questo, pensare che incredibilmente una volta per tutte questa Sardegna attraverso questa mostra la vediamo in una posizione paritetica, la vediamo capace di contribuire, portare i propri segni. Sapevamo già dalla ricerca archeologica, e il grande maestro Giovanni Lilliu studiò per la prima volta quello che era un concetto carissimo al professor Zucca di principi e principesse sarde, no? Che si trovano a contatto con principi e principesse etrusche. E allora, andando a scandagliare quelli che sono i reperti sardi in Etruria, così preziosi, i bronzi, le navicelle, le loro sembianze stesso, il celebre cavalupo che riporta, voglio dire, al guerriero sacerdote, al pugilatore sacerdote che abbiamo noi esposto in pietra, così ieratico, così straordinario, no? Nell'ultimo ritrovamento con la testa addirittura attaccata al corpo
eccezionale nella sua comunicazione, e invece tutto questo era stato già preceduto da un ritrovamento incredibile, una piccola statuina in bronzo che ripropone lo stesso personaggio ritrovato in una sepoltura, in una tomba etrusca a Vulci. È incredibile questo. Giovanni Lillio diceva poeticamente: mi piace pensare alle principesse sarde andate in sposa ai principi etruschi. Ma questa frase, detta così, poetica, raccontava in fondo quello che, se esiste una relazione così profonda, tanto da portare in spose le principesse sarde ai principi etruschi, voleva dire che la relazione tra questi due popoli era veramente incredibile e strettissima. E ci piace pensare che i principi sardi abbiano avuto come consorti, come principesse, delle donne etrusche di cui non conosciamo il nome, non ne conosciamo le sembianze, ma riusciamo straordinariamente a cogliere quello che è il processo fondamentale che sta a monte: la voglia di incontrarsi, la voglia di scambiare, la voglia di rappresentare quello che è un mondo che loro hanno costruito, che hanno vissuto, che è fatto di relazioni con altri popoli. Non ci sono solo loro due, guarda caso. Nelle poche cose che ci siamo detti abbiamo accarezzato i confini di tutto il nostro Mediterraneo. E allora non dimentichiamoci mai di una frase bellissima sempre di questo grande maestro che è stato Giovanni Lillio: le comunità che abitano le coste di questo mare non potranno mai non sentirsi fratelli e sorelle. Credo che questo sia il messaggio forte che noi attraverso anche questa mostra abbiamo voluto dare all'esterno. Grazie Giorgio. Bellissima chiusa, ma solo per dovere di ospitalità, perché insomma i nostri due ospiti hanno fatto un lungo viaggio. Volevo chiedervi se volete chiudere con un minuto di quello. Paolo? Ma io riducendo proprio all'osso voglio solo richiamare una parola che mi piace, come dire, insomma, che possa rappresentare la mostra, e cioè questa parola è stupore, cioè lo stupore di genti che arrivano qua dall'Etruria e che vedono costruzioni, edifici che affondano nella notte dei tempi. E poiché come dire, il senso critico della storia ce l'abbiamo poco noi, ma non ce l'avevano molto neanche loro, si immaginano, guardando questi nuraghe che all'epoca avevano già perso il loro valore iniziale, avevano più un valore totemico, come costruzioni create magari da esseri mitologici, da giganti. Ecco, un qualcosa che ebbe una sensazione simile, probabilmente l'ebbero i greci quando videro per la prima volta le piramidi, Alessandro Magno quando visitò l'India. Ecco, questa parola probabilmente è quello che forse può descrivere meglio quello che videro gli Etruschi quando affrontarono questa magica terra. Grazie a Paolo Giulierini. Andrea? Daniele Maras, scusami. Grazie. Chissà perché mi chiamano tutti Andrea. Davvero? Sono 40 anni che ogni tanto qualcuno mi chiama Andrea. Vabbè, allora non sono proprio, deve esserci un karma. Ho il volto da Andrea, deve esserci un karma. Daniele Maras. Grazie. A parte questo, io vorrei portare l'attenzione e sottolineare come le antiche civiltà ci possono sempre insegnare e ci insegnano molto. Quando noi ci accostiamo tramite l'archeologia, tramite le mostre, tramite la storia, possiamo imparare molto. Una cosa importante che impariamo sempre è la questione della sostenibilità. Tutte le civiltà antiche sono sostenibili per definizione, sono durate nel tempo e ci hanno lasciato il mondo, quindi vuol dire che erano sostenibili. E in questo caso la sostenibilità sociale mi sembra importante, perché il mondo antico, etrusco, sardo, mediterraneo, era un mondo in cui c'era una forte integrazione, c'era possibilità di l'accoglienza dello straniero.
Tutte le leggende ci raccontano di stranieri, principi che si muovono e sposano la principessa locale, marinai che arrivano e fanno fortuna e si integrano. Lo vediamo concretamente nelle iscrizioni, nelle tombe delle persone, negli oggetti che vengono trasportati e tesaurizzati e che raccontano contatti lontani. Quindi l'accoglienza e l'integrazione sono nel DNA del Mediterraneo e al giorno d'oggi noi abbiamo molto da imparare dagli antichi su questi argomenti. Grazie, beh, mi sembra che ci volevano, insomma, queste ultime riflessioni. Vorrei far salire i musicisti, così dopo non vi creiamo, insomma, disagio nel momento in cui, perché siamo un po' numerosi in questo panel, numerose. Quindi un bel applauso vorrei rivolgerlo ai nostri ospiti. Paolo Giulierini, grazie di cuore e buon lavoro. Grazie a Daniele Maras, grazie ad Anna Paola De Logu, Giorgio Murru, Raimondo Zucca, grazie. E ci diamo appuntamento al 18 luglio naturalmente, saremo qui insieme a festeggiare questo momento. Vi lascio ora alla musica con Angelica Perra, Massimo Satta e Gianluca Pischedda, e tra pochissimo parliamo della mostra Tarros ad Oristano al Museo Diocesano, e ancora di Sardegna Isola Megalitica. Invece scopriamo cos'è avvenuto a Barcellona. Danza in su e tu e tramontana, danza un pare a mie, danza in su mare s'avventura, danza in custadie, astrolica musta e supra de gustatura. Narami de sa fortuna, vola in su e tu esi ingiustizia, vola un pare a mie, vola in su mare sin differenzia, vola in custadie, astrolica muschir che de su venidore, narami de gusto amore, noi sos amentos, noi
Grazie. Quando torna in domo tue, in sa cara de Madonna, vado un'ombra indecifrabile, un mistero indefinibile, tutto un mondo che non conosco. Maria, su silenzio casa tue, noi stego due mamma, e se una calma che m'assustata, che mi fa che è più fragile, uno dormento che mi serrà su sentimento in coro meo, tu non sei Maria, su bene meo si cande, io mi perdo il soplio. Grazie. Le città antiche sono celate. A volte è rimasta una memoria ambigua su queste città, a volte ci sono dei nomi generici che coloro che osservavano qualche elemento che emergeva dalle sabbie davano ai luoghi. Il nome Tarros si perse presto.
E così una piccola suggestione della mostra Tarros Time Upon Time, e capiremo anche perché questo titolo, con Silvia Oppo, direttrice del Museo Diocesano di Oristano, che ospita la mostra, e Ilaria Orri, che ha curato questo lavoro, con Luca Cheri, insomma, che abbiamo già presentato, e insieme appunto hanno condotto i lavori di questa mostra. Però volevo, insomma, visto che il Museo Diocesano ha ospitato questo percorso, che io ho visto oltretutto questa mattina, volevo chiederti, Silvia, perché ospitare questa mostra ha un significato anche storico, perché comunque Oristano continua a custodire la memoria di Tarros, quindi in qualche modo poteva essere lo spazio giusto per parlarne e per avere questo momento di incontro. Sì, assolutamente. E io ringrazio di questo la Fondazione Monteprama, con il suo presidente Anthony Muroni, che ha creduto in questa cosa e ha proposto questa cosa, alla quale poi si è lavorato con gli archeologi che hanno curato la mostra. Tarros e Oristano ha un legame ovviamente indissolubile con Tarros. Noi conosciamo ovviamente Tarros, punica o fenicia, romana, ma Tarros in periodo paleocristiano alto medievale era un importante centro cristiano con una sede episcopale testimoniata dalle fonti e dalle emergenze archeologiche che ancora possiamo vedere, come il battistero esagonale. Quando poi nel XI-XII secolo le mutate condizioni hanno portato, le politiche hanno portato all'abbandono della città, e quindi successivamente anche la sede episcopale è stata trasferita a Oristano. E quindi questo trasferimento, comunque questo legame, si legge anche, possiamo leggerlo anche in qualche elemento murario, in qualche struttura muraria della nostra cattedrale, della cattedrale di Sante Marie. E presumibilmente le colonne che rimontate nel porticato monumentale accolgono i visitatori all'ingresso del museo arrivano da Tarros, quindi questo è anche un grandissimo legame, e quindi grazie di questo, perché ritengo che la nostra storia e il nostro patrimonio, quando le istituzioni dialogano, riescono a portare, a condividere ancora di più la nostra storia e i nostri tesori. E comunque, visto che tutte le mostre del Museo Diocesano hanno sempre cercato una narrazione, e tu le hai curate sempre molto bene, mi pare che anche in questa occasione la narrazione fosse davvero tra storia e contemporaneità, e un legame forte tra diocesi e appunto Tarros, quindi sembrava una narrazione delle vostre. Si è unita bene. Sì. Allora, Ilaria, curatrice della mostra, ti chiedo, perché mi piace come mi hai descritto, non ridere subito, perché io sai che scrivo tutto quello che mi dite al telefono, quindi poi non sfuggite. Mi hai detto: abbiamo voluto trasportare il visitatore nell'antichità, ma con uno stile pop e tanti giochi di colori. Sì, esatto. Buonasera a tutte e a tutti. Sì, appunto abbiamo cercato di svecchiarla un po' il racconto dell'archeologia, quindi appunto, anche come avete visto nel video introduttivo, nelle immagini alle nostre spalle, abbiamo cercato di rendere, in questo caso Tarros, più affascinante, più contemporanea, più giovane degli anni che attualmente si porta, e quindi abbiamo cercato di darle dei colori che abbiamo sia in grafica, ma abbiamo ripreso anche nell'esposizione dei pezzi. Ogni colore contraddistingue una delle sezioni fondamentali della mostra, che raccontano appunto quella Tarros viva,
che abbiamo provato a farsi raccontare attraverso questi oggetti, anche attraverso comunque i pannelli che accompagnano, e abbiamo aiutato il visitatore attraverso questi colori anche un po' a trovarsi in quale periodo cronologico, solo attraverso anche per esempio il colore verde, che è quello che rappresenta il primo spazio, quindi lo spazio domestico, lo spazio più accogliente, diciamo, della vita quotidiana degli abitanti di Tarros nei vari periodi, da un verde più chiaro, che è quello che racconta il periodo nuragico, a un verde più intenso, che è il verde appunto del periodo tardantico. Ogni sezione ha un colore che lo contraddistingue, che poi noi abbiamo cercato di portare fuori appunto nella diciamo, comunicazione della nostra mostra. Ecco, avete utilizzato molto elaborazioni che sono elaborazioni grafiche, che dunque ci fanno entrare in un mondo tra l'onirico e il tecnologico. È un modo anche, perché te lo chiedo proprio perché non lo so, per attirare anche un pubblico più giovane, cioè c'è sotto anche una riflessione rispetto alla comunicazione che oggi deve raggiungere anche un pubblico di una fascia d'età leggermente più bassa della nostra? Sì, allora, quello che volevamo fare... Leggermente più bassa. Sì, certo, leggermente. No. Quello che il nostro obiettivo era, come prima ho detto, svecchiarla proprio l'archeologia, quindi creare qualcosa di moderno e di contemporaneo e appunto attirare quel pubblico che ancora oggi fa un po' difficoltà ad entrare in un museo. Chi entra in un museo di solito perché è in gita scolastica o perché viene portato dai genitori, se parliamo appunto di quella fascia di età, oppure perché ha già un interesse, poverino in questo caso, verso l'archeologia e verso come la direbbe storia. Recalcati? Sì, in questo caso. È già da studiare, ecco. Sì, per noi, che io adesso parlo come curatrice della mostra, qua c'è Luca, ma sto parlando al nome di tutte le mie colleghe, al quale appunto è stata una grandissima squadra, Viviana, Maria, Nicoletta, che abbiamo lavorato a questa mostra. Per noi è stato un grandissimo sforzo, una grandissima sfida personale. L'anno scorso ci siamo trovate qui che stavamo annunciando questa mostra che non si capiva bene che diciamo strada stava prendendo, invece ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta perché innanzitutto abbiamo avuto una persona che ci ha creduto sin dall'inizio, che in questo caso è stato il presidente, e tutti i nostri colleghi che hanno lavorato insieme a noi. Noi sì, ci abbiamo dato la parte scientifica, ma ci sono tutti gli altri che hanno dato un loro, anche un piccolo suggerimento. Gli uffici tecnici, l'amministrazione, la parte della comunicazione. E questa sfida ha fatto in modo innanzitutto di farci crescere personalmente. Siamo andati a sbattere a volte contro qualche porta, diciamo così, per essere diplomatici, invece altre volte ci sono state delle finestre che si sono aperte, e questo ringrazio anche tutti gli enti che ci hanno dato la possibilità di realizzare questa mostra, dai Musei Nazionali di Cagliari alla Direzione Regionale dei Musei e alla Soprintendenza Archeologica, e questo ci ha dato la possibilità finalmente che Tarros si possa raccontare. Questo è stato difficile perché noi andiamo a visitare il sito e lo dobbiamo raccontare, perché comunque il sito è una città abbandonata, ma grazie a quegli oggetti abbiamo cercato di dargli voce, come appunto hai annunciato tu, attraverso l'apparato digitale, tecnologico, la fotogrammetria, che è importantissima oggi in archeologia. Ieri abbiamo avuto il racconto di Paola con Nicoletta. Questo ci ha dato la possibilità di raccontare quell'oggetto nelle sue varie facce, ma di creare proprio quel paesaggio onirico. E questo è anche un po', se mi sto dilungando dimmelo Ambra, non mi offendo, di solito sono una persona sintetica, a quanto pare adesso mi è partita un po' in là. Però sei l'unica che fa autoanalisi e sì. questo ti meriti un altro minuto, Vero. Ilaria, vai. E poi con questo davvero concludo il titolo della mostra. No, te lo chiedo dopo. Allora non lo dico. Quello era già in programma. Allora non lo dico, mi tengo il minuto per dopo. Esatto. Perché invece volevo chiedere a Luca, adesso va di moda anche nel raccontarsi, nel raccontare le mostre,
questo concetto di riattivare un po' la memoria dei luoghi, delle persone. Va di moda, ma non perché non sia un bel percorso, dico che è un po' un filo conduttore che abbraccia il vostro lavoro. Ecco, in questo caso, che cosa ha significato, visto che stiamo parlando di una città morta, visto che parliamo di persone che non conosciamo e che invece voi volevate riattivare non solo nella loro memoria storica, ma volevate che in qualche modo entrassero in connessione anche con noi oggi? Sì, allora diciamo che l'anno scorso, quando eravamo qua e ci raccontavamo di quello che poteva essere la mostra, noi stavamo andando verso una direzione di mostra immersiva. Bisogna sottolineare da subito che questa è una mostra di carattere divulgativo. Da subito abbiamo voluto dare questo taglio insieme a tutto il team curatoriale, citato da Ilaria, non solo noi tre ma anche Nicoletta Cameda, Viviana Pinna e Maria Mureddu. Da subito abbiamo voluto raccontare in estrema sintesi, con un linguaggio estremamente accessibile, la città di Tarros, che detta così è una sfida quasi, diciamo, insormontabile. Quindi abbiamo voluto, diciamo, suddividere il racconto della città in due sezioni. Diciamo che la prima sezione, che è stata poi un suggerimento del Presidente, il voler raccontare la città attraverso le voci di coloro che la città l'hanno scavata e vissuta. Quindi quando voi prima avete visto il video, quel video in cui parlava il professor Zucca, raccontava i suoi ricordi appunto legati alla città di Tarros. Quindi la prima sezione, ecco, rievoca le persone che hanno scavato Tarros, l'hanno scoperta, le persone che l'hanno attraversata, e questo per noi è stato un lavoro meticoloso, molto interessante, perché era scavare all'interno dello scavo, diciamo. Quindi abbiamo voluto esporre tutta una sezione in cui comparivano e compaiono, perché la mostra è ancora aperta, anzi invito tutti ad andare a visitarla. Certo. Fino a quando è aperta, Luca? Fino al 4 ottobre. 4 ottobre. Ho detto bene, vai. Ok, no, è scherzo. E comunque la prima sezione quindi è l'esposizione degli strumenti che sono stati ad esempio utilizzati durante gli scavi di Tarros. Le carriole, le pale, il tutto poi è avvolto da una cosa importantissima che ancora non è emersa. È vero che ci siamo, come dire, supportati di tecnologie, ma queste tecnologie non hanno riempito dei vuoti. Le tecnologie nel nostro lavoro hanno dialogato e abbiamo deciso insieme quindi a un team multidisciplinare, quindi designer, architetti, musicisti, la narrativa che accompagnava tutto il percorso. Quindi il visitatore, nell'attraversare il percorso espositivo, è avvolto anche da un panorama, diciamo, sonoro, da degli stimoli visivi. Quello che dicevi Ilaria è vero, una mostra che un po' è accattivante, un po' strizza l'occhio a un pubblico un po' più giovane, però in realtà voleva un po' far vibrare nel presente le stratigrafie del passato. Era un gioco e in questo io credo che, passatemi un po' la modestia, un po' ci siamo riusciti. Chiudo. A te facciamo passare la modestia, okay. Dai, va bene, te la concediamo. Certo, Silvia. Sì, una cosa che ci tengo a dire è che abbiamo anche condiviso un percorso di visita. Abbiamo un biglietto unico che consente di visitare la mostra, il Museo Diocesano e il Museo Civico di Cabras, e quindi è interessante che chi viene da noi poi vede Tarros e scopre poi il Museo Civico e scopre proprio la città di Tarros, e viceversa arriva da noi e scopre il Museo Diocesano e i suoi tesori, e quindi anche questa è stata una cosa molto, molto importante. Certo, un'ottima collaborazione. Allora chiudiamo, cara, perché te lo sei proprio meritata. Allora, questo esotismo di Time Upon Time? Sì. Ci siamo dati il titolo inglese, che tanto continua ad andare sempre molto di moda, qualcuno un po' ha storto il naso, ma a noi questo non ci è interessato. E perché gliel'abbiamo dato? Innanzitutto Tarros, la T viene richiamata ovunque, viene richiamata nella grafica, appunto è l'astrazione negativa del simbolo di Tarros, ahimè, come ben
quasi tutti sappiamo, creato al tempo degli scavi delle 2 colonne ricostruite sul sito, quindi questa astrazione negativa della T di Tarros, la T di tempo e di time, in volta. Il tempo a Tarros non si è mai fermato, si è stratificato utilizzando appunto un termine archeologico. E come ha detto prima Luca, noi abbiamo cercato di raccontare Tarros nel momento in cui è stata riscoperta, grazie agli scavi. Abbiamo cercato di raccontare Tarros come oggi noi la raccontiamo ai visitatori che vanno a visitare il sito, ma abbiamo cercato di raccontare Tarros attraverso i suoi oggetti che a oggi sono esposti in varie collezioni nazionali, internazionali, dandogli una voce propria, ma il nostro obiettivo era far quello di capire alle persone, di entrare in questa sorta di viaggio, di essere accompagnati ed immaginarsi Tarros un tempo viva. Era una delle città più importanti del nostro Mar Mediterraneo centrale e occidentale. Era una città in cui c'erano i bambini che correvano, che giocavano, le voci mentre si scaricavano delle merci o si compravano degli oggetti. La parte più interiore, più intima della casa, immaginiamoci una donna che si fa bella, non ci facciamo solo noi oggi belle, ma anche al tempo abbiamo rinvenuto coperchi di piccoli vasetti che dovevano contenere qualche crema, qualche unguento, uno spillone prima utilizzato molto probabilmente per l'uncinetto e poi forse utilizzato per tenere i capelli della defunta. Quella parte e i gioielli sì, li abbiamo rinvenuti tutti dal contesto funerario, e ancora oggi attraverso il contesto funerario che cerchiamo di raccontare Tarros, la sua vita, ma quei gioielli ci danno l'aspetto di una città anche opulenta, anche ricca. Alcuni pezzi sono unici e vederli dal vivo sono belli perché ti immagini di quella persona che li indossava, a prescindere che fosse stato un uomo o fosse stata una donna che al tempo ricoprì dei ruoli determinanti per l'amministrazione di Tarros nelle sue varie, dei vari aspetti. Finisco qui, se no Ambra non finisco più. Ti trovo proprio in forma questa sera. E anche le musiche, no? Le musiche sì, realizzate apposta aiutano proprio questo che tu dicevi, e cioè l'immersione e camminare Ascoltate, attraverso facciamo Tarros. una cosa: da domani chi non l'ha vista la visita, perché così, giusto, mi sembra che sia l'invito migliore ad andare a visitarla. Bene, grazie Ilaria Norri, grazie Luca Cheri e grazie Silvia Oppo per aver ospitato la mostra al Museo Diocesano. Adesso ci trasferiamo a Barcellona, almeno ci trasferiamo magari, cioè nel senso, io oggi smetto, domani magari, però insomma lo facciamo con le nostre ospiti e i nostri ospiti: Viviana Pinna, Stefano Giuliani, Manuela Puddu e Nicoletta Buffon. Sardegna, isola megalitica a Barcellona, una straordinaria esperienza che chiude 5 viaggi molto importanti di questa mostra. Vieni pure qui vicino a me, Viviana. Partiti da Berlino, approdati a San Pietroburgo, in Grecia a Salonicco, a Napoli ed infine appunto a Barcellona. Allora Viviana, questa diciamo senza tornare ai tempi del Covid, con la prima Berlino, di cui avevi già curato insomma una parte del catalogo della mostra, invece in questo caso hai seguito l'allestimento, ma insomma come archeologa della fondazione ti volevo chiedere, dopo questi viaggi e quindi quest'ultimo grande appuntamento, ultimo per ora, ce ne saranno altri, a Barcellona, un feedback di questo lavoro. Sì, buonasera anche da parte mia. Sì, come hai già accennato, forse Sardegna Isola Megalitica era un po' nel mio destino, perché era nata grazie ai curatori, due sono qua presenti, che ci avevano coinvolto nella redazione del catalogo dei reperti, e poi sono arrivata in fondazione e assieme all'area scientifica principalmente, però coadiuvata, come già hanno detto i miei colleghi, dalla parte amministrativa e tecnica, a curare questa parte qua, perché la fondazione diciamo così, si è fatta a carico di questa quinta tappa
della mostra, e quindi già c'erano dei reperti che andavano sostituiti per motivi di restauro e di indisponibilità, però abbiamo voluto appunto con l'area scientifica accompagnare la parte che ci competeva di Manneddu, non l'abbiamo voluto lasciare da solo, e quindi si è integrato con la scelta di diversi reperti provenienti da Monteprama che avrebbero contestualizzato meglio la parte relativa alla statua. E in tutto ciò poi c'è stato anche l'aggiunta di un apparato iconografico che ha aiutato tantissimo l'esposizione. Abbiamo avuto dei feedback importanti da parte dei visitatori al Museo di Barcellona, e quindi hanno anche visto alcuni dei luoghi dai quali effettivamente questi reperti provenivano. Un altro feedback importante è stato già detto, noi siamo gli ultimi, ci dobbiamo però ripetere, quella che è la collaborazione con i vari enti che entrano in gioco in queste mostre, quindi la Direzione Regionale Musei Nazionali della Sardegna, i Musei Nazionali di Cagliari, i direttori di tutti i musei prestatori, funzionari archeologi, funzionari restauratori, coi quali insomma abbiamo lavorato a strettissimo contatto sia nella fase dell'allestimento che del disallestimento, quindi insomma ci sono stati incontri importanti a livello professionale ma soprattutto umano, quindi questo capitale umano di cui stiamo parlando tantissimo in questi giorni. Posso assolutamente dire, alcuni li ho proprio qua a fianco ma gli altri non ci sono, io vorrei citare su tutti ovviamente Cinzia De Bei, perché ovviamente di Villaggio Globale con Nicoletta Buffon, che è un braccio operativo importantissimo dal quale non possiamo prescindere, e poi ovviamente il Museo di Barcellona con tutto l'apparato che ha lavorato con noi, e Karma, la curatrice, che purtroppo non è con noi oggi, che comunque è stata una persona importantissima e che continua tutt'oggi a sentirci, a darci informazioni e a darci continuamente dei feedback importanti, perché da questa mostra ce ne sono stati parecchi. Ecco, Manuela Puddu, curatrice insieme a Stefano Giuliani, archeologa, responsabile dell'ufficio didattica, educazione e ricerca del MAN di Cagliari. Mamma mia, quanto è più lungo che poi... vabbè, comunque, Manuela, questa mostra, così come le altre, si è adattata al luogo che l'ha ospitata, anche dal punto di vista fisico, ed è anche la prima volta che a Barcellona arrivano tanti reperti nostri e appunto trovano uno spazio così importante. Sì, questa è stata uno dei requisiti principali della mostra, cioè quando questa mostra è stata pensata a iniziare dal 2019, perché è stato questo l'anno in cui è stata messa in cantiere e poi appunto ha avuto uno sviluppo con infine l'arrivo della Fondazione Monteprama che ha prodotto questa ultima tappa meravigliosa. Dicevo, quando è stata pensata è stato da subito chiaro, concordato anche proprio con gli organizzatori concreti della ditta di Villaggio Globale che avremmo saremmo andati incontro al luogo in cui ci trovavamo, e questo è stato fatto per tutte le 5 tappe, quindi inizialmente appunto Berlino sotto Covid, perché era veramente fine giugno del 2021 quando la tappa di Berlino poteva essere aperta, rimandata già di parecchio tempo perché era prevista dal 2020, poi l'Ermitage di San Pietroburgo, il MAN di Napoli, il Museo di Salonicco, scusate, prima il MAN di Napoli e infine appunto la tappa di Barcellona. Non è stato semplice perché chiaramente c'erano delle realtà molto diverse, anche realtà proprio a livello politico molto diverse con le quali dovevamo avere a che fare, perché all'Ermitage di San Pietroburgo naturalmente non avevamo tutta la libertà di movimento che abbiamo avuto per esempio a Salonicco, naturalmente al MAN di Napoli, dove avevamo a che fare col direttore Giulierini che ci ha veramente fatto sentire a casa nostra e ci ha consentito che pare tutti rimpiangano così questo, mi hanno detto, così ho sentito, ma non voglio adesso mettere in giro voci. L'ho detto io
per cui effettivamente questa è stata per noi una sfida, ecco, una sfida che per giunta ci ha consentito di entrare in contatto con la museografia e la museologia di tutta una serie di realtà molto diverse rispetto a quelle da cui noi provenivamo, per cui secondo me uno dei frutti della mostra è stato anche quello di aver potuto portare poi in Sardegna, nelle nostre realtà museali, un po' ciò che abbiamo appreso o ciò che abbiamo capito da tutti questi confronti molto molto interessanti e molto stimolanti. Ecco, Stefano, co-curatore con Manuela Puddu, archeologo, direttore dell'Antiquarium Turritano, anche tu mi hai raccontato, insomma, anche di questo lavoro di adattamento ai luoghi, ma ti chiedo, giusto per capire però, come l'avete articolata questa mostra? Non era semplicissimo neanche, perché insomma il titolo che le avete dato, ecco, non è proprio un titolo così da far passare leggero. Sì, Passavamo sulla terra leggeri? No, ecco, con questo titolo. Buonasera a tutti. Io sono intanto molto contento di essere stato invitato dalla Fondazione Monteprama a parlare di questa mostra che ritengo una delle maggiori soddisfazioni da quando faccio questo lavoro. Noi abbiamo scelto di raccontare attraverso il filo conduttore del megalitismo l'intera preistoria e protostoria della Sardegna, quindi la parte nuragica risulta preponderante per l'importanza di questa civiltà, per la quantità dei reperti che ci ha lasciato. Poi, sin dalle prime tappe, c'era la presenza ovviamente ingombrante di Manneddu che catalizzava molto l'attenzione, però intorno a tutto questo c'era il racconto anche di tutto quello che succede prima, a partire dal Neolitico, e quello che succede dopo con le persistenze preistoriche e nuragiche nella Sardegna romana e poi medievale. Quindi era un percorso che tra l'altro è andato di pari passo col cammino della candidatura all'UNESCO delle Domus Deianas della Sardegna, quindi la preistoria della Sardegna raccontata in un momento importante per la Sardegna, perché c'è stato poi questo riconoscimento. La mostra era articolata in 6 sezioni. La prima raccontava il megalitismo puro, cioè quel fenomeno atlantico e mediterraneo. Megalite vuol dire pietra di grandi dimensioni, quindi dolmeni, menhir, che caratterizzano la Sardegna prima dell'età nuragica. Poi c'erano 3 sezioni che raccontavano i 3 diversi aspetti della civiltà nuragica vera e propria, quindi le tombe dei giganti, i nuraghi stessi e i santuari da cui provengono la maggior parte poi degli oggetti più importanti come i bronzetti. La penultima sezione, che abbiamo intitolato Il tramonto del megalitismo, raccontava quel momento di cambiamento della società nuragica in cui non si costruiscono più i nuraghi, ma il nuraghi diventa il simbolo forse di un passato. La società cambia e vengono riprodotti i modelli di nuraghi, ed è all'interno di questo fenomeno che si colloca nel Sinis l'episodio unico e clamoroso di Monteprama, quindi la statuaria e infatti anche i modelli di nuraghe. E poi c'è l'ultima sezione che raccontava le persistenze, cioè questo passato che è presente ancora per tutta l'età romana, medievale e ancora oggi nel paesaggio, così caratteristico del paesaggio della Sardegna, ma anche le persistenze in età romana di tradizioni onomastiche, linguistiche, insomma un passato che riusciamo in qualche modo a individuare anche nei secoli successivi. Grazie. Nicoletta Buffon, che è amministratrice delegata di Villaggio Globale International. Allora, voi avete curato l'organizzazione di questi viaggi, ma dal punto di vista pratico, secondo me, ognuno di noi si può immaginare il grande caos che voi dovete gestire, mentre mi interesserebbe che tu ci facessi capire quanto è importante, oltre quell'aspetto del lavoro, il tessere e organizzare invece i contenuti umani, individuare i luoghi giusti che siano in sintonia con il progetto e anche le persone che poi devono interloquire tra loro, che si riescano a ritrovare nel clima giusto per progettare e fare. Sì, grazie. Quest'anno
sono in un'altra veste, che gli anni scorsi avevo diciamo, il tuo ruolo, ma questa volta credo che sia una scelta e una richiesta anche di far capire che cosa è stato. Io credo che in questo palco, rispetto a quello che è stato fatto e organizzato, ci dovrebbero essere tantissime persone. Tantissime persone perché il lavoro è fatto, le mostre che abbiamo fatto sono sicuramente espressione e valorizzazione di un patrimonio, e questo è innegabile, ma soprattutto la scelta anche di farle conoscere a chi non le conosceva. Ecco perché in alcuni campi e in alcune occasioni anche le scelte di chi doveva ospitare le mostre aveva questo scopo, di far uscire la Sardegna, ma soprattutto in questo caso non solo i giganti, ma la civiltà nuragica in grandi contesti come quello del Museo Ermitage di San Pietroburgo, sicuramente un grandissimo museo universale, i musei di Berlino che ci sono accanto e che hanno una tradizione, soprattutto sullo studio dell'archeologia, incommensurabile, l'Italia ovviamente col Museo Nazionale, la Grecia per la sua grandissima tradizione e infine Barcellona perché c'è un legame che va oltre la storia e la civiltà, c'è anche un legame vero con la Sardegna e la sua storia più vera. Però una cosa che hai chiesto prima magari può emergere anche da alcune immagini che ho voluto scegliere per far capire cosa ci sta un po' dietro. Ma credo che una cosa che appaia nelle immagini che ho scelto è il sorriso di tutte quelle persone che in ogni momento del lavoro, anche nei momenti più di tensione, di affanno, riuscivano a sorridersi perché c'era una sintonia che nel tempo si era costruita, si era rafforzata e che poi ha dato l'esito finale. Quindi credo che siamo stati una pedina insieme a tutti gli altri nel tessere questo grande e importantissimo progetto a livello internazionale. Ecco, Viviana, ci sarà un catalogo che chiaramente sarà pubblicato su questo lavoro, su questa mostra? Sì, assolutamente. C'era già nelle edizioni precedenti, però in questa mostra insomma, ne verrà fatto uno nuovo con gli stessi contenuti, ovviamente che spiegano le varie sezioni della mostra, con l'integrazione in questo caso del catalogo dei reperti, perché la volta precedente era consultabile solamente online, con invece la novità che ci sarà anche la traduzione in lingua catalana e in lingua sarda. E sarà pronto a brevissimo, insomma, per luglio dovremmo avere tutto qua, c'è già tutto. Stiamo facendo le traduzioni e a breve appunto sarà disponibile. Volevo aggiungere solo un'altra cosa che ho dimenticato di dire prima, è che c'è stata una giornata, un seminario internazionale all'interno, durante il percorso della mostra ad ottobre. Il Museo Nazionale di Catalogna ha organizzato un seminario internazionale con studiosi sardi. Eravamo presenti noi che siamo qua sul palco, c'era Anna De Palmas, Giovanna Fundoni, Riccardo Cicilloni dalla Sardegna, dove si sono effettivamente messi in confronto quelle che sono le realtà sarde con quelle catalane. Aveva il titolo Archeologia, gestione del patrimonio preistorico in Sardegna e nel Mediterraneo occidentale, assieme appunto a degli studiosi catalani e delle isole Baleari, dove effettivamente abbiamo notato tutti questi grandi confronti, tutti questi grandi nessi che ci sono tra la nostra isola e quella parte della Spagna. Quindi in più insomma c'è stata questa giornata importantissima. Stefano, non è che te la senti di raccontarci 2 aneddoti, giusto perché siamo a fine serata, sai, per non essere solo seriosi, ma per farci capire che poi il lavoro è anche pratico? Allora, qualcosa che è successo? La mostra è iniziata in un periodo particolare perché, come ricordava Manuela, eravamo in totale pandemia, quindi ricordo soprattutto nella prima tappa, che era quella tedesca, i controlli continui, i tamponi, adesso ci sembra lontanissimo, ma era il periodo in cui dovevamo sempre risultare negativi, eccetera. Ricordo quando in Russia, dove secondo noi le condizioni di distanziamento non erano perfettamente rispettate, insomma, durante le fasi di allestimento c'era venuta paura che potessimo essere
positivi e dicevamo qui se non ci fanno rientrare cosa facciamo? Ricordiamo che 20 giorni dopo è scoppiata la guerra. Siamo andati via proprio a gennaio e a febbraio è iniziata la guerra, quindi si percepiva già questa tensione. In Grecia ricordo che c'era stata un momento di grande convivialità con l'accoglienza del popolo greco che ci teneva a creare anche questi momenti di incontro tra tutti. In Spagna abbiamo fatto il seminario che ricordava Viviana. Se devo dire un momento particolare, più che ricordare un momento, io vorrei ricordare una persona che ha condiviso con noi questo percorso, che è Elisabetta Grassi, che era direttrice del Museo di Sassari, che oggi non c'è più, e ha condiviso con noi tutto questo impegno. Sì, stavo per chiederlo proprio a Manuela, perché ne abbiamo parlato oggi. So che vi emoziona questo pensiero, però dai, il vostro lavoro continuerà anche pensando a chi come voi ha dedicato la sua vita, Sì. perché poi si tratta di questo. Il nostro intendimento è adesso quello di dedicare il catalogo a Elisabetta, perché il suo contributo per questa mostra, per questa impresa che si è compiuta e che è stata davvero anche un'iniziativa di grande amicizia, è stato un contributo fondamentale. Non vogliamo che passi inosservato, vogliamo che venga ricordato a lungo. Bene, Nicoletta, tu invece hai un messaggio della direttrice del Museo di Barcellona che ci sembra anche bello per concludere, visto che parliamo di Barcellona, non abbiamo in questo momento lei presente, ma tu hai qualcosa da dirci. Sì, ovviamente manca qui tra noi la presenza ovviamente di chi poi a Barcellona ha accolto e accompagnato la mostra e il suo successo e la sua, speriamo, anche continuità. Mi permetti soltanto di dire una cosa, proprio per far capire anche un po' le dinamiche nell'organizzazione. Capita a volte, recita una canzone, che ci siano dei cambiamenti che avvengono durante un evento. Noi con la mostra di Barcellona abbiamo passato da una direzione ad un'altra direzione, eppure il sentire e la vicinanza e la collaborazione non hanno avuto fine. Questo secondo noi è stato un ulteriore passaggio e che ha espresso insomma anche il valore ulteriore del progetto. Io ho avuto nei giorni scorsi appunto una telefonata con la direttrice e le ho chiesto ovviamente di darci un suo messaggio, perché ci tenevo veramente sia nei confronti di tutti quelli che hanno collaborato, della fondazione, di tutte diciamo, le direzioni museali che hanno contribuito, perché secondo me era un messaggio importante. Ve lo leggo e mi metto gli occhiali perché non ho più l'età neanch'io. Insomma, stasera è la serata degli occhiali, siamo proprio messe male. Cari amici, in occasione del vostro Festival dell'Archeologia permettetemi di inviarvi un caloroso saluto. L'anno scorso abbiamo potuto ammirare la magnifica mostra Sardegna Isola Megalitica presso il Museo Archeologico della Catalunya a Barcellona. È stata un'occasione straordinaria per apprezzare un patrimonio e una storia, quella dei nuraghi e del megalitismo sardo, che sotto molti aspetti accomuna i territori del Mediterraneo e che ha sorpreso i nostri visitatori con un impatto molto positivo. Oltre ad aver apprezzato la mostra e ad aver potuto ospitare il nostro amico Manneddu, un amico appunto, per alcuni mesi, è stata un'occasione per collaborare e creare legami tra i nostri team. A questo proposito vorrei ringraziare sinceramente la Fondazione Monteprama, rappresentata dal suo presidente Anthony Muroni, da Giorgio Murru e da Viviana Pinna, e dalla generosità e la competenza che hanno reso possibile tutto questo, e a tutti gli altri musei che hanno collaborato. Desideriamo inoltre ringraziare per il suo ruolo di ponte Villaggio Globale International. Il ponte è credo un'immagine che ci rappresenta, oltre alla generosità delle numerose istituzioni sarde che hanno prestato opere dalle loro importanti collezioni. Questa è stata una tappa fondamentale in una collaborazione che speriamo possa proseguire in futuro. I nostri più cordiali saluti e vi auguriamo di godervi questa festa del patrimonio. Grazie, grazie a Nicoletta Buffon, grazie a Stefano Giuliani, grazie a Manuela Puddu, grazie
Viviana Pinna. Grazie davvero per questo vostro ultimo contributo preziosissimo e speriamo di ritrovarci a parlare di un altro viaggio dell'isola megalitica. Grazie di cuore. Faccio risalire qui sul palco i musicisti. Anthony, vuoi chiudere con me per dare appuntamento a domani? Lo faccio, cioè mi abbandoni proprio così spudoratamente. Bene, ci salutiamo, vi ringrazio di essere stati con noi. Un grazie ancora alla Fondazione, Anthony Muroni, Giorgio Murru, Nicola Castangia e tutti, come detto, coloro che lavorano qui in Fondazione. Domani vi do un appuntamento importante perché proseguiamo a Tarros, visto che ne abbiamo parlato oggi, con Carmina Burana, tributo a Ennio Morricone e Carl Off Live. Sarà un concerto davvero spettacolare, quindi vi invito a proseguire con gli appuntamenti della Fondazione, che poi proseguono fino a metà luglio con i vari festival e appuntamenti musicali appunto a Tarros. Bene, chiudiamo con Angelica Perra, Massimo Satta, Gianluca Pischedda, grazie anche a voi per essere stati nostri ospiti. Chiudiamo in musica, vi chiedo di rimanere ancora qui per questo momento finale. Grazie di cuore e a presto. Prima de tu salimba, 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 salimbello, salimba, non vale bacchanale, bello salimba, non va, non va, no va, no va, no va, sare, sare. Babula, he parao, bula babula, he parao, bula babula, he parao. Prima de tu salimba, 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 salimbello salimba, non vale bacchanale, bello salimba. Sare, sare, che se mossi na babula, babula, na babula, che se mossi na babula, babula, na babula, bula
babula, e parao, bula babula, e parao, bula babula, e parao, prima de dottu salimba, 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 salimbello, salimba, non balli in bacchena, limbello, salimba, non va. Grazie alla Fondazione Montepramma, a tutti voi per essere stati qui con noi questa sera. Buonanotte a tutti.